Da oltre 20 anni Agrimarket collabora con numerose società sportive del territorio per una corretta gestione e manutenzione di campi da calcio. Offre servizi di rigenerazione del manto erboso attraverso interventi di arieggiatura, scarificatura, carotatura, sabbiatura o top dressing, trasemina, concimazione, diserbi selettivi foglia larga. Esegue inoltre all'occorrenza trattamenti curativi anticrittogamici sul tappeto erboso con l'impiego di prodotti specifici distribuiti con idonei mezzi meccanici nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza. Agrimarket è la soluzione ideale per il tuo verde sportivo. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. A Marebello di Rimini esiste un angolo blu dove assaporare piatti della cucina tedesca e italiana accompagnati dall'ottima birra Ainger, un'esclusiva del nostro locale solo per veri intenditori. Materie prime prelevate direttamente da noi in Germania per un menù puramente bavarese accompagnato dalla cucina nostrana che garantisce ampia scelta e selezione tra pizza, pesce, carne, primi con pasta fatta in casa e tanti dolci. Mangiare è un piacere, scegliere è un vantaggio, gustare è un dovere. Tutto questo è l'angolo blu. Alla vostra! Ciao, sono Riccardo, il titolare della Mili Giocattoli, un'azienda presente sul territorio di Rimini Miramare da oltre 32 anni. Trattiamo una vasta gamma di articoli, oltre 20.000 referenze, bomboniera, articolo da regalo, articolo per la casa, giocattolo, per le feste e i party di tutti i tipi e anche un po' di bassa profumeria. E siamo un'azienda completa, abbiamo sia in grosso che dettaglio e vi aspettiamo numerosi. Aspettiamo, mi raccomando, guardate bene i nostri orari di apertura. Distinguiti da tutti gli altri hotel e abbandona la classica tapparella o la tenda veneziana. È il momento di passare alla rivoluzione della praticità e dell'estetica delle tende oscuranti per hotel di sonno velato. Inoltre consulta i nostri prodotti, cuscini, topper, letti a castello, reti, materassi, lenzuola, federe, coprimaterasso, copriletto, trapunte, tovagliato antimacchia e antistiro, tentaggi ignifughi, porta in opera, pugni e trizze asciugamani. Tutto questo è sonno velato, la soluzione ad ogni tuo comfort. A 2 passi dal mare, all'insegna del divertimento, nasce Sportland Travel Tour Operator, l'emozione di una vacanza sportiva. A Cattolica ti aspetta una struttura all'avanguardia dotata di vari campi e spazi relax, ideale per la realizzazione di tornei sportivi, tra cui calcio giovanile, seniores, padel, ma anche per le tue vacanze, ritiri sportivi ed eventi aziendali. La presenza delle giovanili del Milan testimonia l'efficienza dell'azienda. Che aspetti? Prova anche tu l'emozione di una vacanza sportiva. Il tempo per noi è una garanzia. Passano gli anni, la società si evolve, tutto cambia, ma Conad Euromarket resta fedele e continua ad accompagnarti nelle tue esigenze e a soddisfare i tuoi bisogni. Nel nostro percorso non troverai solo prodotti di qualità, c'è molto di più sui nostri scaffali e sui nostri banchi, sorrisi, gentilezza, ascolto, disponibilità e professionalità. A Rimini trovi i nostri punti vendita Conad, Today e City. In via Castelfidardo, Cappellini, Coletti, Serpieri, Euromarket Rimini, una grande famiglia sempre al tuo servizio.
Ehi capitano, è tempo di ammainare le vele! Sul porto di Gabiccio Mare ci aspetta Te lo dirò, il ristorante specializzato in aperitivi, insalate, bruschette al metro, hamburger, antipasti, primi e secondi di mare. Dal mare alla terra, assaporando idee di pranzo, cene e dopo cene. Ad attenderti famosi aperitivi a base di finger food, vasta selezione di birre artigianali e vini di qualità, accompagnati da prodotti bio alternativi a rendere l'atmosfera e la sosta ancora più uniche. Mamma mia che bontà! Non lasciare che siano gli altri a dirtelo, mangia, bevi e divertiti, per forza Te lo dirò, come al mare, come a casa. Appassionati di calcio, buonasera e ben ritrovati in questo primo appuntamento di stagione con Sport Up, prima puntata edizione 2024-2025. Purtroppo siamo qui a raccontare una sconfitta, quella del Rimini maturata sabato scorso sul proprio campo contro l'Entella. Lo faremo questa sera con l'amico e collega Riccardo Giannini, che vado subito a presentare. Buonasera Riccardo. Ciao Daniele, è un piacere essere qui stasera per inaugurare la puntata appunto numero 1 di Sport Up stagione 2024-2025. Grazie a te perché dopo l'apporto di venerdì faremo anche un resoconto per quanto riguarda il mercato. Ricordiamo che lunedì, nel primo appuntamento stagionale con l'anteprima Sport Up, siamo andati in onda a 4 ore dalla fine del mercato. Qualcosa è successo, cercheremo di fare un punto della situazione per quanto riguarda tutte le compagini, però direi subito di partire con i risultati e la classifica dettati proprio dai colleghi di Romagna Sport. Andiamo a vedere adesso la grafica che ci viene in soccorso. Questa sera si giocherà Ascoli Pianese, Campobasso Legnago 2-0, Lucchese Gubbio 0-1, Milan Futuro Carpi 1-1, Perugia Spal 3-0, Delfino Pescara Torres, la partita più attesa di questo turno 2-2, Città di Pontedera Ternana 1-2, Rimini Virtus Entella 1-2, Sesti Levante Pineto 0-0. Questa sera si giocherà anche la partita tra Vispesaro e Arezzo. Lo ricordiamo, sia Vispesaro Arezzo che Ascoli Pianese in programma alle ore 20:45 questa sera. Serie C, Girone B, la classifica. Gubbio al comando insieme al Virtus Entella 6 punti, segue il Perugia Torres e il Delfino Pescara 4 punti, Arezzo, Campobasso, Pontedera, Ternana 3 punti, Carpi, Pineto 2, Ascoli, Pianese, Lucchese, Milan Futuro, Rimini, Sesti Levante 1 punto, Vispesaro, Legnago 0 punti, la Spal che partiva con una penalizzazione di -3, adesso -2. Allora Riccardo, rientriamo un attimo in studio, parliamo subito con te di questo turno di campionato, un turno dove, se così vogliamo riassumerlo, la sfida più interessante, quella tra Pescara e Torres, sembrava chiudersi in favore dei padroni di casa nei minuti finali, invece è successo un po' di tutto. E poi parliamo anche del primo successo colto da Ignazio Abate sulla panchina della Ternana, una Ternana che si è subito ripresa dopo la sconfitta maturata alla prima giornata di campionato. A te il consueto punto. Sì, il Pescara sta sovvertendo un po' il mio pronostico, nel senso che mi sembra una squadra molto sul pezzo e l'aver fermato questa Torres è sicuramente un segnale molto molto positivo, anche perché, come dissi qualche giorno fa, il Pescara ha completato il mercato all'ultimo, quindi i nuovi devono essere inseriti, però un ottimo, Baldini è un allenatore bravo, è esperto, quindi non ho, un po' sottovalutato il Pescara, non tenendo conto anche del valore dell'allenatore. Però ha fatto molto bene ed è un problema per il Rimini, perché lo dissi, il Rimini non ha avuto proprio un calendario facilissimo, e infatti è vero, ha 2 partite casalinghe di fila, però contro 2 squadre forti, e il Carpi tra le matricole è quella che secondo me ha cambiato di meno, quindi è quella che era più pronta in questo inizio di stagione. Per cui direi Pescara mi ha sorpreso. Per il resto devo dire la verità, mi ha sorpreso in negativo la Spal, perché non ha completato il mercato. Praticamente in attacco gli uomini per mister Dossena sono veramente risicati, perché c'è Carlson, c'è Dorazio, che tra l'altro è tornato dal prestito e non era nei piani tecnici lo scorso anno, c'è Antenucci e c'è il giovane Rao. Quindi significa che il tecnico ha 4 giocatori per 3 posti. Io penso che la Spal cambierà schema, gioco forza, e passerà al 3-5-2, però può farlo, visto che comunque gli esterni difensivi ce li ha, che possono fare anche i quinti, i difensori ce li ha,
Tra l'altro gente come Arena, Bassoli e come Bruscagin fanno benissimo la difesa 3. Però mi ha sorpreso questo 3-0, perché poi senza Melgrati il risultato poteva essere ancora più pesante. Per cui direi la SPAL è la nota negativa, cioè al di là dell'effettivo ultimo posto per la penalizzazione, mi ha sorpreso molto in negativo. Col Perugia veramente si è vista tanta differenza in campo. Bene, netto il successo del Perugia per 3-0. Tra l'altro segnaliamo subito un grande attaccante che hanno lì davanti gli umbri. Sono partiti senza diciamo i favori del pronostico, perché hanno avuto anche loro un'estate travagliata soprattutto a livello societario. Anche con la Pianesi hanno commesso diversi errori, ricordiamo la prima partita di campionato terminata 3-3, però si sono ripresi alla grandissima con la prima prestazione interna al Curi, con un netto e sonoro 3-0 alla formazione della SPAL. Però c'è un'altra curiosità, la Lucchese che in questi scontri in Serie C non è mai riuscita a battere i Gubbio in casa e anche fuori casa, e l'altra sera, venerdì sera esattamente, la Lucchese ha perso nuovamente con i Gubbio. Ti ha sorpreso anche queste prime 2 partite del Gubbio, 2 partite, 2 vittorie, 6 punti in classifica? Non mi ha sorpreso perché ha avuto un calendario abbastanza agevole. Il Gubbio era una squadra molto incompleta, io l'avevo lasciata molto in basso nelle griglie di inizio stagione, però a fine mercato, come prevedibile, il Gubbio ha fatto la spesa, ha preso diversi giocatori giovani dal Napoli, ha preso Giovannini dal Modena, che mi piace molto, un bel trequartista, quindi hanno lavorato bene nelle ultime ore di mercato, quindi penso che il Gubbio sia competitivo. La questione è importante anche per il Rimini, perché effettivamente io di squadre, come dire, scarse non ne vedo. Questo non significa che il Rimini dovrà soffrire per salvarsi, non credete male a quello che sto per dire, non pensate male. Quello che penso è che se il Rimini è intenzionato a migliorare il campionato dell'anno scorso, diventa difficile, perché anche il Gubbio adesso si è rifatto, al di là dell'esordio in campionato positivo, che ripeto, favorito dal calendario, però il Gubbio nelle ultime 48 ore del mercato ha comprato tanto, ha aspettato i saldi, quindi adesso ha una rosa più strutturata. Non dico che diventi candidata alla vittoria, il Gubbio, parliamo sempre di squadre playoff. Io continuo a ripetere che il campionato se lo giochino la Torres, la Virtus Entella, la Ternana e l'Ascoli. Poi come mi segni tu, qualche sorpresa c'è sempre, per cui il Perugia potrebbe essere una sorpresa. Hai detto dell'attaccante Montevago, è un under. Ricchi, bravissimo, veramente bravo. Sì, è bravo perché era già promettente ai tempi della Sampdoria, quindi è un giovane molto interessante. Il Perugia, tra l'altro, ha giocato con tanti giovani nella partita con la SPAL, lo aveva fatto con la Pianese e aveva preso 3 gol, poi dopo ha corretto la formazione con qualche over. Invece con la SPAL mi sembrano, forse hanno giocato meno under all'inizio, però alla fine ha finito con 7-8 under, quindi è un bel progetto quello del Perugia, perché far giocare i giovani è sempre un bel progetto secondo me. Però il Perugia difficilmente lo vedo tra le prime, poi se riesce a fare l'exploit, tanti complimenti. Io credo che la favorita sia la Torres, poi la Ternana, poi Entella e Ascoli. Purtroppo l'Entella lo abbiamo visto con i nostri occhi, quanto sia squadra ben diversa da quella dell'anno scorso. Beh, sicuramente sì, infatti fra poco voglio arrivare proprio a questa tua affermazione, anche perché dopo la sconfitta di sabato, insomma, ho visto molto malumore tra i tifosi, si legge e si nota attraverso appunto soprattutto il web. Nella stessa pagina ufficiale del Rimini Calcio ci sono state appunto diverse testimonianze da parte dei supporters biancorossi. No, per concludere un attimo questo turno di campionato, un po' diciamo parlando delle avversarie, ti dico che secondo me, rispetto a un'estate che ha avuto davvero incredibile, no? Parlo del Pescara ovviamente, tra Sebastiani, rimane non rimane, rafforzo societario, mando via Delicardi, prendo Foggia come DS. Mi è piaciuto il Pescara con la Torres perché ha avuto una reazione contro la squadra che probabilmente, come dicevamo già noi, è seria candidata alla vittoria finale, almeno sulla carta. Però è andata sotto, ha ribaltato la situazione con un 2-1, poi ha
fatto lo stesso errore dei Rimini, perché ha ottenuto il 2-1 all'87esimo e nei minuti di recupero si è fatto agguantare dai Rimini nella partita scorsa contro i Carpi, ovviamente. Tu dicevi prima, vedo Ascoli, Entella, Torres, il Pescara non lo mettiamo, e la Ternana, scusami, il Pescara non lo mettiamo? Il Pescara non lo mettiamo, però potrei, ripeto, ormai sottovalutazione per sottovalutazione tengo la coerenza, quindi non lo metto nelle prime 4, però effettivamente potrebbe inserirsi, ci mancherebbe. No, ci mancherebbe, cioè sabato il Rimini avrà la seconda partita in casa, lo ricordiamo, al Neri alle ore 20:45, quindi sabato sarò allo stadio, voglio proprio vedere dal vivo, insomma, se quanto visto attraverso le lights, insomma, viene dimostrato anche una trasferta insidiosa per il Pescara in quel dei Rimini. È chiaro che da Rimini adesso ci attendiamo una risposta. Il Pescara vorrà dare continuità a questa prestazione ottenuta contro, si suppone, la squadra, sulla carta sempre, la squadra più forte di questo torneo, la Torres. Allora, adesso ci spostiamo sulla partita di sabato, facciamo un passo indietro ovviamente perché dobbiamo parlare di Rimini e Entella. Innanzitutto ti chiedo se ti aspettavi questa sconfitta nonostante la forza dell'Entella. Devo essere sincero, mi aspettavo la sconfitta perché ho visto l'Entella contro il Milan Futuro, mi sono immaginato un certo tipo di partita, ho espresso questa previsione 3 o 4 giorni fa e purtroppo questa volta la previsione si è verificata perché ho visto una partita quasi in fotocopia col Milan Futuro, nel senso che Milan e Rimini nei primi 25-30 minuti hanno anche messo in difficoltà l'Entella, ma l'Entella forse è proprio questo tipo di idea di calcio in questa prima parte di stagione dove il motore non è proprio pieno di benzina, quindi fanno un po' sfogare l'avversario, al momento giusto lo colpiscono, poi lo tramortiscono, lo mettono un po' all'angolo come fa il pugile, e infatti cioè, il Rimini ha fatto gol, ha subito il gol del pareggio, poi a inizio ripresa ha subito il gol partita, e nel finale l'Entella chiaramente gestisce perché è una squadra che sa proteggere la propria porta, è una squadra piena di giocatori esperti, sanno anche rompere i ritmi di gioco, quindi guadagnare la punizione quando serve, temporeggiare. L'Entella è un brutto cliente, non è la squadra dell'anno scorso che era una squadra svagata, che giocava anche un bel calcio l'Entella a tratti, aveva anche dei giocatori di qualità, mi viene in mente Tascone, mi viene in mente Peterman, mi viene in mente, avevano anche un trequartista, adesso scusate se non mi ricordo se fosse Meazzi, mi sembra, che poi adesso è a Pescara. Comunque aveva 3 o 4 giocatori di qualità. Quest'Entella è un rullo compressore, infatti Peterman non c'è più al centrocampo, ci sono giocatori che fanno legna, Corbari è uno che si inserisce, fa molta paura, fa molti gol, quindi è una squadra molto molto coriacea, molto più solida dell'anno scorso, a parte che Tiritiello dietro è veramente un muro difensivo. A un certo punto Tiritiello partiva in progressione, cioè, io sto giocatore sinceramente non capisco cosa ci faccia in Serie C, qualcuno me lo deve spiegare, perché ma se tu ci pensi che Pio dell'Entella era, se tu ci pensi che Pio dell'Entella era a Lucca e non sono neanche riusciti a qualificarsi per i playoff, ti lascia invece a me non mi lascia dubbio, perché nella Lucchese non è che ci fossero fior di giocatori anche l'anno scorso, no, cioè, però con uno così dietro difficilmente riesci a passare. Secondo me la salvezza anche della Lucchese, come dici tu, lo scorso anno è arrivata anche grazie al suo contributo. Questo è fortissimo, è inutile da dire. Si è visto sabato, come hai detto tu, in quella progressione che addirittura ha fatto in avanti, arrivando a impegnare Colombo, che ha fatto una super parata e che è passata anche sotto in secondo piano quel grande intervento di Colombo, perché davvero grande parata da parte sua. Non so se sei d'accordo poi D'accordissimo, perché era un tiro molto potente, insidioso. No, Colombi è sicuramente un punto fermo del nostro Rimini, ma no, Claudio Casadei ci chiede dell'Arezzo se possa essere la sorpresa. Vai. Allora, io voglio essere coerente con la mia previsione di inizio anno. Per me il Rimini arriva sopra l'Arezzo, poi se l'Arezzo dovesse arrivare sopra il Rimini, gli amici di Arezzo mi manderanno una maglia dell'Arezzo, dai, visto che gli ho portato bene. No, a parte gli scherzi, sono curioso di vedere l'Arezzo stasera, voglio vedere appunto come giocano, perché poi la prima partita contro il Campobasso aveva bisogno di un po' di rodaggio. Braglia infatti ha cambiato già lo schema, mi sembra che abbia giocato col 3-4-3 l'ultima partita, per cui
l'Arezzo lo voglio un attimo inquadrare. Ha fatto un bel mercato, alla fine devo dirti la verità, rispetto a venerdì, nell'ultimo giorno di mercato ha preso comunque un centrocampista, in attacco hanno aggiunto comunque giocatori, quindi non si è fermato solo al rafforzamento della difesa l'Arezzo, quindi ha preso Tavernelli in attacco ad esempio, che è un buonissimo giocatore per la categoria. Adesso devo dirti la verità, Troise dovrà dimostrare qualcosa, perché l'anno scorso è vero che aveva la Mestre Morra e quest'anno non ce li ha l'Arezzo, però l'Arezzo è una bella squadra strutturata e poi soprattutto non ci sono giovani, nel senso che a parte i 2 terzini di riserva a Righetti, a parte del solito Renzi che gioca sempre, non ci sono under. Sì, dopo c'è qualche giocatore come Gaddini, come Damiani, mi sembra, qualche giovane c'è, ma ha una posizione marginale in rosa. Quindi l'Arezzo è una squadra effettivamente esperta, piena di giocatori di categoria, ne ha 2 o 3 assolutamente buoni come Settembrini, Mavuli, giocatori insomma che alzano il tasso di esperienza, di forza della squadra. Quindi l'Arezzo effettivamente può far bene, però io voglio essere coerente col mio pronostico di inizio stagione, il Rimini arriva sopra l'Arezzo. Bene, spero che Claudio sia soddisfatto per quanto riguarda la risposta. Senti, io venerdì dicevo che mi aspettavo tanto da Ubaldi e sostanzialmente è arrivata subito la risposta 24 ore dopo in campo, perché è andato in gol. Ho visto che a fine gara hai fatto subito le tue valutazioni, le tue pagelle. Volevo sapere da parte tua, anche con questo intervento in Sport Up, top e flop di questa partita per quanto riguarda il tornaconto biancorosso. Allora, a me è piaciuto Malagrida, e non ha sbagliato lui sul gol del 2-1, è stato Cioffi che è stato trattenuto in questo contrasto, è stato molto leggero, quindi purtroppo il gol del 2-1 dell'Entella nasce da quell'errore lì. Non voglio colpevolizzare Cioffi, sono cose che capitano, figuriamoci in Serie C. Ma la Grida mi è piaciuto perché è un giocatore presente, ha qualità. È vero che purtroppo ha questo difetto che non ha un gran feeling con la porta, però è un giocatore con mezzi tecnici veramente di categoria superiore. Il Rimini di quest'anno può poggiare sulle sue qualità, assolutamente sì. Il punto è sempre quello, io mi aspetto Dobrev, questo giocatore ancora non si è visto, è Dobrev l'altro titolare. Ripeto, Soffi è un giocatore che mi piace tanto, però in questo momento il Rimini lì a destra ha bisogno di uno che sia abituato a giocare a destra, che poi è un mancino che gioca a destra, va benissimo, che sia poi il Chiarella in riserva, che sia un destro che gioca a destra, va benissimo, però in questo momento Soffi deve giocare a sinistra e Malagrida tra i due dà più garanzie a livello di raccordo con il centrocampo, di costruzione del gioco, per cui anche se poi Soffi ha fatto una cosa bellissima sul gol, perché prima ho parlato della cosa negativa, cosa positiva, sul gol ha fatto un bellissimo passaggio all'Angella. Io quindi direi che il mio top va a Malagrida e poi Colombi è stato bravo sicuramente. A livello di flop io non è che abbia visto un giocatore particolarmente negativo, ne ho visti diversi un pochino sotto quello che possono diciamo offrire in campo, ecco. Ovviamente essendo inizio stagione. Come? No, dico sotto le proprie potenzialità, perché magari poteva trasmettere qualcosa in più in quella partita. Stavi dicendo, scusami? Sì, no, in generale la difesa non mi è piaciuta proprio anche a livello di singoli, al di là degli errori, delle sbavature, ad esempio Semeraro sul gol si è fatto anticipare da Castelli, poi dopo ovviamente Bariti era libero al cross e Lepri ha perso completamente Castelli sul colpo di testa. Per esempio Semeraro ha faticato molto cioè Lentella attaccava dopo il gol del Rimini, Lentella ha iniziato a tambureggiare dalle sue parti con Bariti, un ex di turno tra l'altro. Rimini ha fatto un po' fatica, è vero che Rimini ha due terzini che nella fase difensiva pura a sinistra fanno fatica, lo sappiamo, quindi questione di equilibri che Rimini deve trovare con l'amalgama dei giocatori, perché poi è facile magari lasciare Semeraro sull'1 contro 1 e Semeraro può far fatica. Ha faticato un po' anche Cinquegrano, dopo un inizio buono anche lui ha faticato, infatti credo che a destra il titolare sia Longobardi è entrato benissimo, ho visto proprio il piglio, la determinazione, ha preso un calcio di punizione importante sulla fascia, anche quello. Il Rimini oggi manca anche un po' di malizia, l'anno scorso ne aveva il Rimini, ne aveva a palate, quest'anno invece vedo che magari nei contrasti
manca un po' di malizia, un po' di, no, a volte saper guadagnare anche la punizione al momento giusto, nella posizione giusta per far riflettere la squadra. Quindi manca un po' di questo. Poi è chiaro che l'anno scorso il Rimini aveva un Lamesta che quando partiva nello spazio era incontenibile, per cui la sua assenza in questo momento sta pesando tantissimo, anche perché, ripeto, a destra non c'è il giocatore destro di piede sinistro che serve a Rimini, che è Dobrev. Io spero di vederlo al più presto, iniziando già dalla prossima partita, una 20-25 minuti. Tu sei curiosissimo sul bulgaro, perché non è la prima volta che lo menzioni, appunto. Ha stupito anche noi come acquisto, quindi siamo anche tutti noi curiosi di poterlo vedere, anche perché se non era, appena hanno fatto la prima parte del ritiro si è fatto male, mi raccontavano un infortunio casuale, una storta nei primi giorni, quindi per qualche giorno esatto. Poi dopo non si è più visto. Senti, qui Claudio, ascoltando quello che stavi dicendo tu, il tuo intervento, dice qualche volta Malagrida deve darla via un po' prima, comunque giusto per trovare il pelo nell'uovo. Invece Tiraferri scrive Parigi doveva entrare prima. Su Malagrida che debba darla via un po' prima sei d'accordo, e su Parigi che dovesse entrare prima sei d'accordo? Ma guarda, naturalmente, nel senso che Malagrida è un giovane, deve crescere. È chiaro che certi giocatori di un livello tecnico importante tendono un po', no, a rimanere col pallone incollato tra i piedi, cercano magari la giocata più difficile, però segno anche di personalità. Io su questo ragazzo ho molta fiducia, mi è piaciuto subito l'anno scorso quando si è presentato nelle prime gare con la maglia biancorossa, quindi secondo me è un bel acquisto, una bella conferma. Su Parigi, poteva entrare prima, sono sempre un po' quei discorsi del senno di poi. Parigi e Cernigoi sono entrati benino in partita, io infatti l'ho riconosciuto questo, però contro quell'entella lì, cioè una squadra di Marpioni col 2-1 in vantaggio, era difficile riuscire un po' a cambiare la partita, veramente difficile per il Rimini in questo momento, perché il Rimini è ancora un po' un cantiere aperto, l'abbiamo visto. La Coppa Italia aveva dato delle indicazioni, però dipende anche dall'avversario che incontri, perché se l'avversario è un po' più indietro di te, chiaramente poi quando ti confronti con una squadra come l'Entella vedi che il cantiere è ancora aperto. Quindi non farei un discorso di Parigi è entrato prima, è entrato dopo, troppo tardi, no, tanto la partita era indirizzata, poi loro, quel Guiu davanti è pazzesco, quello quando poi entra in condizione, non so. Lui è fortissimo, c'è poco da dire, no, c'è poco da dire, effettivamente quello su di lui c'è poco da dire. Volevo invece toccare un argomento delicato, no? Ho visto sempre sui social polemiche inerenti alle presenze al Neri, cioè la sensazione è questa, ok, quello che è successo in estate, per carità, ognuno ha le proprie idee per quanto riguarda la trasformazione del logo, però sembra che molti tifosi siano rimasti, insomma, insoddisfatti anche delle risposte, delle rassicurazioni che hanno avuto dal club, e si continua in questa forma di protesta. Anche sabato sera, leggendo poi tra l'altro sui post, le presenze al Neri erano poche, qualcuno diceva ma anziché protestare cercate da casa, cercate di venire allo stadio e tifare Rimini. Tu questa polemica come la vedi a distanza di 2 mesi e mezzo? Perché ormai questa polemica, insomma, la società ha dato anche una risposta, no? Poi, per carità, ripeto, il logo è stato trasformato, l'iniziativa sotto certi punti di vista è stata, diciamo, sbagliata perché non sono stati ascoltati subito i tifosi, ok, però insomma, tu come la vedi? Io credo che l'eventuale dato della campagna abbonamenti sotto le aspettative, è una mia ipotesi, non ho i dati sotto, però qualora fosse così, il fatto che ci fossero meno spettatori allo stadio rispetto alle aspettative, io lo vedo un po' come fisiologico, cioè non credo che abbia pesato il discorso dello stemma. Io penso che un pochino il tifoso del Rimini si aspettasse un mercato diverso, quindi quando il mercato magari non risponde proprio alle aspettative che del tifoso possono essere legittime fino a un certo punto, perché poi se sono aspettative troppo sopra non è corretto nei confronti della squadra per cui tifano, perché se io tifo Rimini e a un certo punto
voglio Morra la Mesta e Ciccarelli in attacco, sono un po' fuori dalla realtà. Ecco, io penso che sia questo, perché poi mi ricordo che sui social c'era un po' la convinzione del teniamo i pezzi pregiati, compriamo 3 giocatori uno per reparto e vinciamo il campionato. No ragazzi, non funziona così. Quindi per me le aspettative hanno un po' creato forse questo aspetto di disillusione che si coglie anche sui social, però il tempo è il tempo. Penso che Rimini troverà i suoi equilibri, la sua amalgama, farà delle buone partite, farà dei filotti di risultati positivi, quindi ci sarà modo di portare più gente allo stadio. Poi ci sono anche delle ragioni strutturali per cui la gente non viene allo stadio. È inutile forse che mi soffermi su queste ragioni, che i tifosi stessi e l'ambiente riminese conosce benissimo. Però ad esempio d'estate, per quanto si giochi di sera, quando ci sono queste giornate estive molto calde, queste serate estive che rimangono calde, forse la gente in questo momento sente meno il bisogno di andare allo stadio, sente più il bisogno di stare sul lungomare a fare una passeggiata, perché ci sono anche questi fattori extra che incidono. Quest'anno la stagione è partita prestissimo, la Serie A 3 turni, ancora è finito agosto adesso. Mi sembra un po' un'esagerazione, però sappiamo che i calendari sono ipertrofici, quindi fra un po' inizieremo a giocare il 15 di luglio. Ah, fra un po' sì, aspetta. Senti, abbiamo 9 minuti da qui alla fine di Sport Up per parlare un attimo della rosa del Rimini, no? Sì. Abbiamo fatto, come dicevo prima, anteprima Sport Up 4 ore prima, venerdì sera, che finisse il mercato è finito, ora possiamo anche giudicarle in tutti i suoi aspetti, aspettando anche che c'è un giocatore svincolato che è stato dato per certo da tutto mercato, in particolar modo da Nicolò Schira, e vediamo appunto se la società lo annuncerà nei prossimi giorni, perché ricordiamo si tratta dei piccoli di uno svincolato. Detto ciò, rosa, a prescindere dai nomi che dicevi tu che la gente si aspettava, rosa che può fare un buon campionato, sei convinto di questo, aspettando anche la tua curiosità che riguarda soprattutto l'attaccante bulgaro Dobrev? Allora, guarda, il Rimini può fare un buonissimo campionato, molto dipende da Dobrev, cioè non è che voglio caricare di aspettative o di peso o di pressione su questo giocatore, però è evidente che il curriculum è importante, le referenze sono importanti, per cui io mi aspetto molto da questo giocatore, e da questo giocatore che passa la stagione del Rimini. È chiaro che io nella griglia di inizio stagione a mercato non completato avevo messo il Rimini al 7° posto, adesso forse te lo metterei anche all'8° o al 9°, perché, ripeto, il livello è alto quest'anno della competizione, però io penso che il Rimini abbia una buona rosa strutturata. Io noto 2 lacune nella rosa del Rimini. Vai. La prima è la mezzala, poi adesso vediamo Piccoli che caratteristiche ha, perché non lo conosco bene questo giocatore, devo essere sincero, però nel Rimini io avrei voluto una mezzala appunto di qualità. I nomi erano usciti, giocatori, ecco, Duca sarebbe stata la mezzala ideale per come gioca Boucher. Quindi punto interrogativo sulla mezzala, e devo dire una cosa sull'attacco. Per quello che è anche il calcio di Boucher, io avrei visto una prima punta meno centravanti, meno ariete, anche una prima punta magari più brava sulla profondità, che potesse anche poi eventualmente giocare insieme a Parigi, cosa che Cernigoi e Ubaldi possono fare benissimo anche loro, però magari proprio una punta con caratteristiche un po' diverse. Ovviamente sappiamo tutti che il Rimini, se avesse ceduto Cernigoi, avrebbe comprato un altro attaccante, magari l'avrebbe preso con queste caratteristiche. Cernigoi è rimasto, è una risorsa. Io ho visto un giocatore comunque sul pezzo quando è entrato, in quei pochi minuti che ha giocato, per cui manteniamo l'ottimismo. Magari il Rimini potrebbe anche provare un 4-4-2 nel corso della stagione, con Parigi e uno tra Cernigoi e Ubaldi. Malagrida può fare benissimo anche il quarto a centrocampo, non c'è assolutamente problema. Chiarella lo può fare assolutamente. Ecco, magari se dovesse Dobrev avere qualche problema fisico, qualche problema di ambientamento, si può cercare di aumentare la pericolosità in attacco mantenendo l'equilibrio, perché poi un 4-4-2 con Chiarella e Malagrida sulle fasce, l'Angela centrale, poi con l'Angela possiamo mettere chiunque, Garetto, Meghelaitis, lo stesso Fiorini, le ipotesi, i giocatori non mancano, a centrocampo ci sono, al di là della mezzala che io avrei voluto magari un pochino più di spicco per aumentare la qualità, per aumentare anche il numero dei gol.
In difesa ho già letto, bisogna prendere 200 centrali. No, in difesa va bene così. Lepri merita di crescere, merita di far vedere il suo potenziale. Bellodi è un giocatore che è sottostimato, ma secondo me farà molto bene. De Litis, devo dire la verità, sul piano della costruzione del gioco è fantastico. Sul piano difensivo puro io qualche piccola riserva ce l'ho, nel senso che giocando a 4 io forse lo vedrei più come difensore centrale di una difesa a 3, ecco, mia considerazione. Poi magari De Litis fa un campionatone da centrale sinistro. Ad ogni modo la rosa del Rimini c'è, io sono sicuro che sia ben attrezzata, abbiamo anche un buon secondo portiere. Ripeto, il Rimini farà un bel campionato. Adesso c'è un po' di preoccupazione per i primi risultati, ma ripeto, il calendario non è stato facile. Se beccavi il Sestri Levante alla prima giornata, vincevi 3-0 e a posto, non c'erano i problemi. Però di Sestri Levante non l'hai beccato. Io presumo che il Sestri Levante faccia un campionato molto molto di retroguardia, però beccarlo adesso inizio stagione era ancora forse più agevole come avversario, quindi magari beccavi il Gubbio inizio stagione incompleto e lo battevi. Il calendario purtroppo è così, in C, in B, in A fa la differenza incontrare un avversario inizio stagione col mercato aperto piuttosto che dopo il mercato chiuso con la rosa completata. Dobbiamo tenercelo. Col Pescara sarà difficile, però l'ambiente non deve deprimersi. Se Rimini dovesse perdere col Pescara, perde col Pescara. Poi, come fai vedere il calendario giustamente, se Lucchese e se il Milan futuro, lì Rimini deve fare 6 punti, è chiaro, perché sono 6 punti alla portata. Poi c'è il Perugia, partita difficile, c'è l'Ascoli, partita difficile, c'è la Spal in casa. La Spal non penso che si riprenderà così facilmente. C'è la Arezzo in trasferta, anche quella è una partita non facile. La Pianese in casa e il Legnago Salus in casa sono 2 partite in cui Rimini deve fare 6 punti, chiaro. Poi dopo arriveranno anche le partite in cui batti la Ternana in casa loro, magari batti la Torre Salneri. Il calcio tanto è imprevedibile, non è che i risultati sono già determinati, no, prima di giocare, quindi. Però è chiaro che se col Pescara dovesse arrivare una sconfitta, con la Lucchese, non dico che è già l'ultima spiaggia, non dico questo, non parlo di Busci a rischio, sia chiaro, però se non vinci col Pescara e con la Lucchese non vinci, un po' il braccino corto può venire, quindi Rimini deve cercare di stare sul pezzo, poi magari batte il Pescara e siamo tutti felici, contenti e inizia il nuovo campionato. Sì, perché comunque, come hai detto tu, nella peggio delle ipotesi saresti nella stessa situazione che ha vissuto Raimondi lo scorso anno. Adesso vado a memoria, non mi ricordo se alla quinta o alla sesta fu esonerato, tra l'altro prima di un turno infrasettimanale dove Rimini giocò appunto a Pontedera, arrivò Troise, se non erro, sulla panchina biancorossa. Quindi sì, come dici tu, con il Pescara si vedrà una squadra di che pasta è fatta, e poi bisogna andare a far punti anche fuori, vedendo che abbiamo un calendario molto difficile. Vedendo la Lucchese di venerdì sera col Gubbio in casa, è una partita, come dicevi tu, che si può vincere. Il Milan futuro è più tutto il contorno che la realtà dei fatti. Adesso, per carità, hanno preso Voss, che ieri ha fatto già la differenza, ho visto nella partita che hanno pareggiato col Carpi. C'è un Perugia super in forma, c'è un Ascoli che tra le candidate a ritornare in Serie B, c'è il derby con la Spal, vai ad Arezzo, insomma il calendario è duro, però questo è detto bene, è un girone molto equilibrato. Chiaramente, se dovessimo rispondere alle perplessità dei tifosi, se sono stati sostituiti la Mesta e Morra con altrettanti elementi dello stesso valore, diremo una bugia. Non è così, però la rosa, aggiungo e sostengo assolutamente la tua tesi, aggiungo io che è assolutamente valida per poter quantomeno raggiungere la zona playoff. Poi vediamo, perché comunque qualcosa in più rispetto alle prime 2 apparizioni del campionato bisogna farla. Ad esempio a Carpi è mancata la maturità, visto che erano andati in vantaggio all'87esimo di gestire il risultato e si sono fatti pareggiare. Con l'Entella è giocato contro la squadra probabilmente, se non la prima, la seconda più forte del campionato al momento, ripeto, sulla carta. Va bene, Riccardo, siamo arrivati in chiusura. Io volevo ringraziarti perché, per quanto riguarda
questo doppio impegno tra venerdì, l'anteprima e Sport Up. Tu hai partecipato da subito e quindi adesso, oltre a te che sei una new entry per quanto riguarda appunto questa stagione come opinionista, aspettiamo anche di poter far debuttare il nostro amico Claudio Casali, Roberto D'Altri, e poi aspettiamo di poter riabbracciare anche il nostro amico Roberto Gabellini, che davvero gli mandiamo un grandissimo bacione, un grandissimo abbraccio. Claudio Casadei ci dice: alla 7ª venne esonerato Raimondi dopo i 2-3 con la Recanatese. Esatto, bravo, quindi mi ricordavo in quel periodo lì, poi ci fu il turno infrasettimanale subito con il Pontedera e perso con 4-0 con l'esordio di Colombi e Troise sulla panchina dei Rimini. Va bene, Ricky e Riccardo, io ti ringrazio per questa prima diretta, a risentirci poi per i prossimi appuntamenti e buon lavoro a te con Alta Rimini e Radio Buono e buon proseguimento di serata. Grazie Riccardo. Grazie a te, grazie a tutti coloro e a tutte coloro che ci hanno ascoltato. Grazie e alla prossima. Io vi chiedo di rimanere con noi perché fra 5 minuti dopo la pubblicità partiremo con la prima puntata di questa stagione con il calcio dilettantistico, ovviamente con il programma Calcio di Rigore. Grazie ancora, buona serata. Da oltre 20 anni Agrimarket collabora con numerose società sportive del territorio per una corretta gestione e manutenzione di campi da calcio. Offre servizi di rigenerazione del manto erboso attraverso interventi di arieggiatura, scarificatura, carotatura, sabbiatura o top dressing, trasemina, concimazione, diserbi selettivi foglia larga. Esegue inoltre all'occorrenza trattamenti curativi anticrittogamici sul tappeto erboso con l'impiego di prodotti specifici distribuiti con idonei mezzi meccanici nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza. Agrimarket è la soluzione ideale per il tuo verde sportivo. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. A Marebello di Rimini esiste un angolo blu dove assaporare piatti della cucina tedesca e italiana accompagnati dall'ottima birra Ainger, un'esclusiva del nostro locale solo per veri intenditori. Materie prime prelevate direttamente da noi in Germania per un menù puramente bavarese e accompagnato dalla cucina nostrana che garantisce ampia scelta e selezione tra pizza, pesce, carne, primi con pasta fatta in casa e tanti dolci. Mangiare è un piacere, scegliere è un vantaggio, gustare è un dovere. Tutto questo è l'angolo blu. Alla vostra! Ciao, sono Riccardo, il titolare della Mili Giocattoli, un'azienda presente sul territorio di Rimini Miramare da oltre 32 anni. Trattiamo una vasta gamma di articoli, oltre 20.000 referenze, bomboniera, articolo da regalo, articolo per la casa, giocattolo, per le feste e i party di tutti i tipi e anche un po' di bassa profumeria. E siamo un'azienda completa, abbiamo sia in grosso che dettaglio e vi aspettiamo numerosi. Vi aspettiamo, mi raccomando, guardate bene i nostri orari di apertura. Distinguiti da tutti gli altri hotel e abbandona la classica tapparella o la tenda veneziana. È il momento di passare alla rivoluzione della praticità e dell'estetica delle tende oscuranti per hotel di sonno velato. Inoltre consulta i nostri prodotti, cuscini, topper, letti a castello, reti, materassi, lenzuola, federe, coprimaterasso, copriletto, trapunte, tovagliato antimacchia e antistiro, tentaggi ignifughi, porta in opera, spugni e trizze asciugamani. Tutto questo è sonno velato, la soluzione ad ogni tuo comfort.
A 2 passi dal mare, all'insegna del divertimento, nasce Sportland Travel Tour Operator, l'emozione di una vacanza sportiva. A Cattolica ti aspetta una struttura all'avanguardia dotata di vari campi e spazi relax, ideale per la realizzazione di tornei sportivi, tra cui calcio giovanile, seniores, padel, ma anche per le tue vacanze, ritiri sportivi ed eventi aziendali. La presenza delle giovanili del Milan testimonia l'efficienza dell'azienda. Che aspetti? Prova anche tu l'emozione di una vacanza sportiva. Il tempo per noi è una garanzia. Passano gli anni, la società si evolve, tutto cambia, ma Conad Euromarket resta fedele e continua ad accompagnarti nelle tue esigenze e a soddisfare i tuoi bisogni. Nel nostro percorso non troverai solo prodotti di qualità, c'è molto di più sui nostri scaffali e sui nostri banchi: sorrisi, gentilezza, ascolto, disponibilità e professionalità. A Rimini trovi i nostri punti vendita Conad, Today e City. In via Castelfidardo, Cappellini, Coletti, Serpieri. Euromarket Rimini, una grande famiglia sempre al tuo servizio. Ehi capitano, è tempo di ammainare le vele. Sul porto di Gabice Mare ci aspetta Te lo dirò, il ristorante specializzato in aperitivi, insalate, bruschette al metro, hamburger, antipasti, primi e secondi di mare. Dal mare alla terra, assaporando idee di pranzo, cene e dopo cene. Ad attenderti famosi aperitivi a base di finger food, vasta selezione di birre artigianali e vini di qualità, accompagnati da prodotti bio alternativi a rendere l'atmosfera e la sosta ancora più uniche. Mamma mia che bontà! Non lasciare che siano gli altri a dirtelo, mangia, bevi e divertiti, per forza Te lo dirò, come al mare, come a casa. Ecco qui, siamo arrivati in diretta, stiamo per entrare con il nostro opinionista Giacomo Alpini e con il nostro Renzo Baldisseri, ma ovviamente diamo la linea alla nostra sigla. Ben ritrovati con la seconda parte di Sport Up, ma con la primissima puntata in questa stagione di calcio di rigore, perché ripartiamo con il mondo dilettantistico nazionale e locale. Lo vedo già collegato, quindi vado a salutare il nostro Giacomo Alpini. Buonasera e ben ritrovato Giacomo. Ciao Daniele, ben ritrovato anche a te e un ciao a tutti i nostri spettatori. Ieri so che sei stato subito impegnato in una partita di promozione, ci racconterai anche il tuo punto di vista. Tra poco ci andremo a collegare anche con Renzo Baldisseri, infatti stavo parlando con lui proprio prima di entrare in questa diretta. Caro Jack, chiaramente la Serie D nazionale deve ancora partire, partirà domenica prossima, però noi siamo qui per parlare anche di Coppa, perché questa settimana si è giocata la Coppa, vedremo tra poco le immagini a nostra disposizione e poi successivamente ricordiamo che seguiremo la Serie D girone D, ma anche la Serie D girone F, dove nella girone D ci sono tutte le squadre che seguiamo dalla nostra zona, quindi Ravenna, Forlì, Riccione, ma poi San Marino ovviamente, e poi nel girone F c'è l'Ancona della nostra amica Valentina Ticcoli, che esordirà fra 2 settimane anche con il TG Sportivo, mentre noi saremo domani in onda alle 19:10 con il TG di sostituzione proprio di lei, che inizierà fra 2 settimane. Poi ricordiamo anche l'appuntamento con il calcio di tutti, che partirà con me e Mariotti esattamente con la partenza del campionato in Serie D nazionale, quindi martedì prossimo e non domani sera. Lo ricordiamo solo per essere precisi. Comunque basta iscrivervi al canale YouTube Daniele Emanuelli e sarete avvertiti per tutte le nostre dirette. Caro Giacomo, sei pronto per i primi servizi? Intanto ti chiedo semplicemente com'è andata quest'estate. Oggi siamo al 2 settembre, so che ancora non è chiuso il tuo bagno in quel di Bellaria, però ti vedo bello abbronzato. Direi che oggi è stata una giornata non molto da mare, quindi sicuramente oggi ci siamo riposati, però è stata un'estate molto 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 calda, quello sicuramente. Benissimo, allora caro Giacomo, io direi di partire con riferimento a una squadra del girone D, con il San Marino, che sabato giocava il primo turno di Coppa Italia, è uscito sconfitto per 2-3, si è giocato ovviamente ad Acquaviva la gara. Andiamo a vedere quello che è successo in campo, parliamo di questa partita e poi sentiremo anche le interviste del dopogara.
A una settimana dallo start del campionato di Serie D si affrontano ad Acquaviva per il primo turno di Coppa Italia San Marino, protagonista del girone D, e Castelfidardo impegnato nel girone F. Per i due tecnici Cassone e Giulio Dori, ultime valutazioni risposte dai propri uomini. San Marino che vuole confermarsi nel proprio girone, Cassone la pura dimostrazione, il tecnico arriva dall'esperienza raccolta in Serie C a Pescara. I Castelfidardo invece da neopromossa puntano a una tranquilla salvezza. In un pomeriggio dove sopravvale la temperatura elevata viene fuori una buona partita da ambedue le parti, condizionata a qualche errore come ammetteranno i due tecnici a fine gara. Arbitra Amadei della sezione di Terni, coadiuvato da Noscevare e Popovic, entrambi della sezione di Padova, che vanno a comporre una terna Veneta e Umbra. Dopo 10 minuti di studio l'equilibrio viene spezzato quando Pazzini raccoglie una concussione dalla distanza di Caprari. I marchigiani creano 30 secondi dopo una nuova occasione da rete. Nanna Pere apre per Fabri, terzino consegna il pallone tra i piedi del numero 9 che manda al tiro Caprari. Pazzini ancora una volta dimostra che la sua presenza in campo vale garanzia eterna. A 17esimo il match si sblocca, da punizione Boccaccini viene contenuto, secondo giudizio arbitrale da capitano Urbinati in area di rigore. Il replay ci serve a valutare meglio l'episodio. Per il direttore di gara ci sono i presupposti per l'assegnazione del rigore. Dal dischetto Pazzini indovina l'angolo, ma Fabri alza il pallone quel tanto che basta per gonfiare la rete. 0-1 per gli ospiti. La squadra di Cassone concede spazi, Fabri ci prova dalla distanza, Pazzini risponde presente. Al 27esimo i titani replicano e lo fanno in maniera efficace. Deliziosa la finta di Altamura che lascia sul posto Baldini, traversone al centro con la difesa ospite che si rifugia in corner. Dalla bandierina capitano Urbinati svetta di testa facendosi perdonare. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Meritata la marcatura per il capitano dei titani. Il Castelfidardo, subito il pareggio, impegna Pazzini da calcio piazzato, ma la formazione di Cassone mostra sfrontatezza e coraggio da vendere. Il sorpasso arriva alla maniera di Cassone, l'ex centrocampista d'astuzia come sapeva fare lui, raccoglie il pallone, Tengoran lo emula e ci mette molto del suo per inventare il gol che vale il 2-1. Magistrale la conclusione indirizzata all'incrocio dei pali che merita il nostro replay. Finisce qui un primo tempo condizionato dal caldo e la ripresa non sarà da meno, portando facili sbavature dall'angolo a svetta di testa in Briola al minuto 5, lasciato troppo solo. Anche qui segnaliamo una bella marcatura da parte del difensore marchigiano in maglia numero 5. Ma per il gol di giornata vi rimandiamo tra qualche minuto, perché nel mezzo è Baldini a impegnare nuovamente l'attento Pazzini, che tuttavia sarà scavalcato dal pallone calciato da posizione proibitiva al minuto 15 da Fabri. Gol che merita il replay per il 2-3 che vale il sorpasso ospite. Il San Marino non si scompone, rimane in partita ma non incide qui sul cross di Touré. Tengoran di testa manda al lato, nuovo tentativo a cura del nuovo entrato d'Agostino, pallone lontano dalla porta, difesa da Elezai. Il penultimo tentativo titano si registra al minuto 40 da una punizione battuta da Altamura, nasce un parapiglia, dopo un batti e ribatti Tengoran calcia la sfera non inquadrando il bersaglio. Lo stesso numero 10, servito sempre da Altamura di testa, non riesce a siglare il possibile pari. Finisce qui la gara, entrambi gli allenatori raccolgono risposte in vista dell'esordio di campionato. San Marino atteso dai toscani del Tau Calcio, Castelfidardo tra le mura amiche riceverà la Vigor Senigallia, match che non ha bisogno di presentazioni. Allora, chiaramente Giacomo, sono due squadre che si affrontavano, una ricordiamo del girone D come il San Marino e l'altra del girone F come il Castelfidardo. Siccome che sono due categorie che noi tratteremo in questa stagione, intanto ti volevo dire che idea ti sei fatto di questa partita per quello che concerne il San Marino. Allora, tanto per iniziare, Castelfidardo dobbiamo anche ricordare che era arrivato questo turno di Coppa battendo nel turno precedente United di Riccione ai calci di rigore, quindi aveva già una partita in più e in questo periodo forse qualcosa serve. Si è visto anche nella partita di ieri, abbiamo visto che il Castelfidardo forse era qualcosa in più a livello atletico, ha fatto vedere. Però il San Marino è una squadra di tutto rispetto, allenata da un mister di tutto rispetto, e quindi sicuramente la vedremo protagonista. Poi per quello che riguarda invece la singola partita di ieri, ho visto dei gol eccezionali, tra il 2-1 del San Marino all'incrocio dei pali, all'ultimo veramente tanta roba. Questo Fabri, laterale terzino sinistro del Castelfidardo, ha un gran bel piede. Sì, sono stati gol, alcuni, ci sono state molte disattenzioni difensive, poi sentiremo anche le interviste nel dopogara da parte dei due allenatori, però come hai detto tu una partita molto, molto bella nonostante la temperatura fosse elevatissima. Ti dico solo che io per riprendere la partita ho sudato come non mai, però è un campionato a mio avviso molto molto difficile per
il San Marino, ma anche per il Castelfidardo, che ricordiamo è stato inserito nel girone con l'Ancona. L'Ancona ripartirà dalla Serie D. Caro Giacomo, in sostanza questo campionato, questo turno di Coppa riservava l'altro big match che riguardava Ravenna-Forlì. Ecco, in virtù anche dei rafforzamenti estivi di queste due compagini, che campionato ti aspetti invece dalla parte del Ravenna e del Forlì? Ora, sicuramente queste due squadre saranno protagonisti del girone D. Ravenna e Forlì hanno allestito delle squadre, soprattutto la prima, cioè Ravenna, veramente per vincere questo campionato, e non si nascondono. Giustamente hanno speso, ma pretendono anche molto, quindi l'obiettivo è dichiaratamente di vincere, e quindi ne vedremo delle belle. Adesso nella partita di ieri il Ravenna è riuscito a vincere dopo i calci di rigore, però queste due sicuramente compagini le vedremo protagoniste, e non saranno le uniche, perché a mio avviso anche il San Marino potrà dire la propria. Poi vedremo anche il discorso per quello che riguarda il girone D. Ci saranno squadre che a mio avviso possono veramente far bene, stile Lentigione, quindi sarà un campionato molto avvincente a mio avviso. Iniziamo già a conoscere dei protagonisti per quanto riguarda il San Marino Calcio, l'allenatore Cassone, che non ha bisogno di presentazioni, ma anche alcuni giovani interessanti arrivati in terra titana. Mister, il San Marino nel primo tempo è stata una formazione molto ostica, una formazione che ha giocato bene a calcio. Nella ripresa c'è stato qualche errore tecnico dovuto anche a gran caldo, ma ovviamente c'era anche per il Castelfidardo. Forse avete perso un po' in brillantezza, però insomma hai avuto importanti risposte. C'è la soddisfazione a metà per via della sconfitta finale, però la squadra, devo dire la verità, non mi è dispiaciuta. Ma è normale che ci fosse curiosità per una partita ufficiale, vedere le ragazze come avrebbero risposto. Per la verità siamo partiti molto contratti, per non dire male. I primi 10 minuti veramente abbiamo sbagliato molto sotto il piano dell'impostazione. Abbiamo fatto tantissimi errori banali e abbiamo rischiato molto. Poi piano piano abbiamo preso un po' le misure, abbiamo cominciato a muoverci dove specialmente da parte iniziale non l'abbiamo fatto, poi dopo con i centrocampisti e con Altamura specialmente abbiamo cominciato a trovare delle linee di passaggio dietro i loro centrocampisti e abbiamo preso il primo gol. Non ho visto bene se il rigore ci fosse o no, è stata un po' un'ingenuità nostra, una palla innocua, abbiamo subito questo rigore. Però abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo riusciti poi dopo a ribaltarla anche meritatamente. Ho visto una squadra con personalità, una buona gamba. E dopo mi aspettavo un calo perché ci sono tanti ragazzi in campo, ci sono stati che non avevano i 90 minuti, tanti che non avevano fatto preparazione, si sono allenati quello che hanno potuto con noi e quindi avevo bisogno di dargli un po' di minutaggio, giustamente. Ma ci sono state delle buone risposte, siamo partiti anche bene il secondo tempo, un po' come il primo, poi dopo abbiamo fatto un altro errore sul calcio piazzato e queste cose qui poi dopo sono cose che vanno messe a posto perché poi le partite vengono determinate dai calci piazzati, quindi bisogna essere un po' più attenti, più concentrati, perché poi è un discorso di concentrazione, non tanto tattico. Quando c'è la marcatura uomo bisogna stare attaccati all'uomo e cercare di non farli segnare, invece abbiamo proprio perso la marcatura. Abbiamo ricontinuato a giocare, non come il primo tempo, il ritmo un po' calato, cominciavamo a essere stanchi, e loro hanno trovato un grandissimo gol bello, quindi niente da dire, e dopo abbiamo riprovato a spingere, sono chiusi, abbiamo provato a fare un po' di arrembaggio finale senza essere fortunati, siamo stati anche imprecisi in tante scelte, tante decisioni finali, anche nelle conclusioni potevamo far meglio, però guardando la partita direi che ho avuto delle risposte importanti sotto il piano della personalità, anche se all'inizio siamo partiti male. Vedo una squadra che si vuole aiutare, che ha voglia di giocare, quindi dobbiamo mettere a posto queste 2 o 3 cose a livello difensivo, a livello globale più che altro.
la parte difensiva sui calci piazzati, come ho detto, faranno la differenza. Però non posso essere deluso, anzi, ho avuto delle buonissime risposte anche a livello individuale. Non è mai facile parlare dopo una sconfitta, però credo che da questa appunto sconfitta in Coppa Italia ci sono state delle cose positive che possiamo mettere in evidenza per l'esordio in campionato. Poi tu sei tra i più giovani della formazione, immagino che ci sia molta emozione anche dentro di te, no? No, sicuramente i primi 10 minuti stavamo un po' in palla, me compreso. Loro appunto hanno segnato, poi noi siamo stati bravi a fare il pareggio, a ribaltarla, magari ci siamo appiattiti un po' nel secondo tempo. Loro hanno pareggiato e poi è uscito un gol al nostro avversario imparabile per il nostro portiere, e da lì poi la partita è andata verso il treno sbagliato, però comunque è stata una partita in cui abbiamo giocato bene, l'abbiamo dominata e purtroppo questo è il risultato, però ci rifaremo per il nostro campionato. La società crede molto in giovani, quindi chiaramente crede molto anche su di te. Il tuo punto di vista su questo campionato, su questa Serie D, Girone D, punto di vista ovviamente di un ragazzo giovanissimo come te, come vedi questo campionato? No, sarà comunque un campionato molto difficile, in cui una categoria in cui se abbassi la concentrazione appunto prendi subito gol, ci sono gli avversari che sono molto aggressivi e cattivi su ogni palla, e dovremmo combattere ogni domenica per conquistare, diciamo, quello che è la vittoria. Ma San Marino, ti dico la verità, ha diverse individualità interessanti, può fare un campionato, può ripetersi sulle orme dello scorso anno, non lo so, è troppo presto, perché come dicevi tu Castelfidardo aveva una partita in più e si è vista. Poi per quanto riguarda il girone F andremo a sentire il commento a fine gara anche del tecnico del Castelfidardo. Però sai, è un girone in cui c'è la San Maurice che lo scorso anno, perdendo personaggi illustri, ha fatto una salvezza e si è confermata nuovamente in Serie D. Il San Marino addirittura è arrivato a giocarsi i playoff. C'è il Corticella che negli ultimi 2 anni hanno fatto qualcosa di fantastico per quanto riguarda appunto questo girone. Vedremo, perché poi è un girone che è rappresentato, qui volevo farti vedere la grafica, caro Jack, da diverse squadre, addirittura 2 di Prato. Ti faccio vedere, mi aiuta la grafica di Romagna Sport in questo momento. Questo sarà il primo turno di campionato di domenica prossima: Cittadella Piacenza, Corticella Imolese, Fiorenzuola Pistoiese, Forlì San Maurice, Lentigione Tutocoio, Progresso Sasso Marconi, Ravenna Prato, Tau Calcio San Marino e Zenit Prato United Riccione. Beh, il Piacenza sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Poi abbiamo il Fiorenzuola che è sceso adesso dalla Serie C, la Pistoiese che ha voglia di rilanciarsi con i DS Taibi, il Forlì, il Ravenna. Questo è un girone quest'anno che si annuncia fantastico, Jack. No, sicuramente, hai fatto bene a nominare sia il Piacenza che la Pistoiese, anche se per quest'ultima forse a mio avviso è un po' una sorpresa negativa vederla qui in questo girone e soprattutto nella Serie D. Ricordiamo che l'anno scorso è stato un po' la pietra dello scandalo per quanto riguarda questa categoria, questo girone. Forse sarebbe stato il caso, almeno questo è il mio parere, che magari se va bene farla giocare in Serie D se aveva tutte le carte in regola, però magari cambiargli il girone. Non è bello rivederla per 2 volte, per 2 anni consecutivi, dopo che l'anno precedente ha fatto quello che è successo l'anno scorso, che a mio avviso ha falsato molto il campionato. Per dirla tutta, non so come la prendano a Ravenna quando andrà a giocare lì la Pistoiese, questo è il mio pensiero. Però hai nominato tutte squadre che sicuramente possono dire la propria e far valere il proprio valore, quindi a mio avviso ci dobbiamo aspettare un girone veramente tosto con molte pretendenti e speriamo che sia bello fino alla fine. Sì, io dico semplicemente una cosa, ritornando un attimo in diretta: attenzione al Piacenza, perché lo scorso anno fu inserito nel girone B, spese tantissimo, ha pagato l'handicap di partire malissimo, praticamente
fu dannata la Pasqua. Quando ci fu la sosta della pausa, il Piacenza era primo, da lì in poi, rientrando appunto dalla sosta pasquale, il Piacenza ha perso il campionato. Quindi ricordi che questo girone, è vero che adesso qui in Romagna stanno parlando tutti delle corazzate che hanno fatto Ravenna e Forlì, perché comunque non si possono nascondere, ma ricordi anche che ci sono altre due piazze come Pistoia e soprattutto il Piacenza spinge per il rientro tra i professionisti dopo quello che ha speso lo scorso anno, e se non vince quest'anno il campionato è un fallimento. Invece, due curiosità: il San Marino va ad affrontare domenica in trasferta, per chi non la conoscesse, uno dei piccoli miracoli calcistici dell'intera Toscana, e fa parte di quei miracoli della realtà italiana calcistica. Il calcio è bello anche per questo, infatti sono dannatamente contrario che abbiano tolto la vecchia Serie C2, perché probabilmente con queste piccole realtà oggi qualcuno di loro le vedremo, le avremo viste in Serie C2. Il Tau Calcio lo scorso anno ha fatto un progetto importante, addirittura è arrivato nelle zone altissime della classifica, arrivando nei playoff, poi non è riuscito ad andare avanti perché c'erano delle squadre più forti, ma hanno fatto un campionato strepitoso. Quindi una trasferta insidiosa per il San Marino, e sicuramente desta curiosità anche la trasferta dello United Riccione, perché andrà a far visita a una seconda squadra di Prato. Ricorda un po' la situazione, per gli amici romagnoli la vado a rimarcare, quella che è successa nel 2010-2011 qui a Rimini, dove praticamente il Rimini nella propria città aveva due realtà locali. Ricorderete il Rimini Football Club 1912, che esiste ancora oggi, e il Real Rimini, che poi potrei dire anche un'altra curiosità, che il Real Rimini, quei dirigenti che c'erano soprattutto nella seconda stagione quando poi sparì, sono oggi protagonisti nella realtà del Castel di Sangro, che fa l'eccellenza. Quindi solo questo per dare due curiosità. Prima di andare a sentire anche Renzo Baldisseri, che stasera gli faremo un sorpresone perché abbiamo preparato una mascherina per il nostro opinionista, perché caro Jack, quest'anno Renzo ieri se l'è studiata bene l'eccellenza, ha già chiesto di entrare ovunque, perché sabato era a vedere il Rimini, poi ieri è andato sui campi della sua zona nel Marchigiano, ma ha già chiesto il pass per andare dagli amici di Gabicce, e da quest'anno abbiamo anche una new entry che cureremo l'eccellenza con i K Sport Montecchio, grazie anche a questa squadra che ci ha permesso appunto di conoscere il mondo marchigiano anche nell'eccellenza, dove tra l'altro ci sarà il Fano, altra nobile decaduta. Andiamo a vedere appunto quello che sarà la prima giornata della Serie D Girone F, con non mi prendere in giro, lo so che sarà difficilissima, spero che l'amico Tamai non mi faccia troppo male, la mia Isernia debutterà sul campo dell'Ancona. Poi abbiamo subito un derby abruzzese, Avezzano Chieti, Atletico Ascoli San Benedettese, altro derby marchigiano, Castelfidardo, Vigro Senigallia, non ha bisogno di presentazioni questa partita, Forson Pronesi, Città di Teramo, L'Aquila, Civitanovese, Notarisco Termoli, Recanatese Fermana, Roma City, Sora. Qui Giacomo, è inutile negarlo, l'Ancona parte in netto ritardo. A Chieti c'è stata una devastazione a livello societario, con un nuovo ingresso, con l'amico Ciccone che è andato a fare lì il direttore sportivo, però qui chi bussa fortemente alla porta sono due piazze che devono salire. A mio avviso partono, soprattutto perché hanno avuto la possibilità rispetto alle altre di passare un'estate tranquilla, avvantaggiate San Benedettese e l'Aquila Calcio. Tu che mi dici? Sì, sicuramente sono due delle piazze che pretendono e possono ambire a vincere questo campionato. Però io ho visto anche l'anno scorso, il campionato dell'anno scorso, e soprattutto come è partito anche in Coppa, per me il Roma City darà fastidio a molti. Beh, Roma City te lo dico subito, magari per chi non lo sapesse, noi abbiamo questa trasmissione che va in onda da 3 anni, il calcio di tutti, hanno una struttura fantastica che non è assolutamente da Serie D, hanno dei campi di allenamento attorno al campo principale dove giocano in una zona di Roma, ma è fantastico quello che hanno fatto da quelle parti. È chiaro che è una società che al suo 3° anno di vita si ritrova dopo un campionato come lo scorso anno, che è stato vinto dal Campobasso, a giocarsi un ruolo importante in questo campionato. Sicuramente i giocatori altisonanti dalle proprie file li ha.
Questo No, ma l'anno scorso ha fatto, a mio avviso, un ottimo campionato, perché alla fine è arrivata in alto confronto a molte magari compagini che ci aspettavamo fossero lì. E quindi è per quello che io parto da quel presupposto, e poi visto anche il successo in Coppa. È vero che in Coppa è tutto una competizione a parte, quindi molte volte non rispecchia i pieni valori, però già essere in palla in questa maniera, vincendo un 3-1 bene importante, ben venga. Ma a tal proposito, te parlavi della tua città di Isernio, ma la città di Isernia ha già giocato in Coppa, vero? Sì, ha perso col Teramo 0-2. Questo non lo volevi dire, Non lo volevi No, ma dire. il Teramo è un'altra squadra che comunque sarebbe... Allora, se io mi baso sui nomi altisonanti di questo girone, te l'ho sempre detto, tu l'anno scorso che per la prima volta l'hai affrontato perché capitò lo United Riccione in questo girone, mi hai dato ragione dopo tanti anni che io ti raccontavo del Campobasso, dell'Aquila, della San Benedettese, di tutte queste piazze qui. È chiaro che la passione ti viene quando vedi delle realtà come l'Atletico Ascoli, che è un quartiere, si trova in Serie D a fare calcio. Questa è l'organizzazione migliore. Quando io dico che fare calcio significa avere una programmazione del genere, come lo era anche Basto Girardi, visto che parlavi di Senna per 4-5 anni che è stata in Serie D, è questo fare calcio, che tu praticamente sei in mezzo alle montagne con 4 gatti, non me ne vogliano, a livello di abitanti, e riesci a portare una realtà calcistica in Serie D. Questo significa essere bravo a fare le programmazioni, caro Jack, con poco budget, se non vicinissimo allo zero, Quindi ricordi sempre quello che ti sto dicendo. Adesso mi fai parlare troppo e devo andare a chiamare anche Baldisseri. Adesso andiamo ad ascoltare anche per quanto riguarda questo girone le dichiarazioni dopo gara del tecnico di Castelfidardo, così chiudiamo la parentesi e iniziamo ad addentrarci nei campionati locali partendo dall'eccellenza Romagna, perché abbiamo un po' di servizi da mostrarvi, tutti legati al nostro calcio romagnolo. Andiamo a sentire adesso l'intervista realizzata all'allenatore del Castelfidardo. Mister, possiamo dire un Castelfidardo pronto per il campionato vedendo la vostra prestazione quest'oggi qui a San Marino? Ma la vittoria meritata per quanto eventualmente espresso in campo, nel senso che la squadra ha lottato e si è sacrificata, anche il fatto stesso di aver ribaltato il risultato. Soprattutto io metto inizio stagione dove la condizione logicamente non è ottimale, perciò servono oltre energie mentali e soprattutto energie fisiche, no? Sotto questo punto di vista la squadra ha dato tantissimo, è riuscita a ribaltare il risultato e poi dopo è normale che ci sarebbe stato un ritorno in questo caso del San Marino, perché hanno qualità, hanno giocatori importanti, però ecco, direi che a livello difensivo la mia squadra ha tenuto molto bene, tanto che non abbiamo concesso sinceramente grossi pericoli. La nostra retroguardia, il nostro portiere non è che abbia fatto chissà cosa, logicamente abbiamo lasciato un pochettino più di iniziativa al San Marino per poi ripartire eventualmente, diciamo così, in contropiede. E dico che l'abbiamo fatta abbastanza bene, l'unica, diciamo così, noda stonata per quanto mi riguarda, logicamente i 2 gol presi, come soprattutto l'abbiamo presi, no? Perché sinceramente dobbiamo sotto quel punto di vista migliorare, però ecco, abbiamo tempo per migliorare, per lavorarci, perciò ecco, ci metteremo sotto in settimana per andare a limare questi dettagli. Quale sarà il ruolo del Castelfidardo nel prossimo campionato, ricordiamo, Serie D Girone F? Il nostro ruolo è semplicemente mantenere la categoria come neopromossa, sappiamo che sarà un campionato difficilissimo dove ci sono squadre e piazze iperblasonate e di conseguenza, ripeto, sarà un campionato che si dovrà lottare ogni domenica su ogni campo, a partire già da domenica contro la Vigor Senigallia. E così è, ma io lo vado subito ad annunciare perché stiamo per iniziare a parlare di eccellenza Romagna, Marchigiana, poi promozione Romagna e promozione Marche con il nostro Renzo Baldisseri. Ben ritrovato Renzo! Ciao, buonasera a tutti. No, aspetta, come Maurizio Moschi, io voglio sentire il tuo buon campionato a tutti, me lo devi questo, vai! Buon campionato a tutti. Bravo, così mi piace. Allora, aspetta, ti faccio salutare un amico, così ti dice lui la grafica che ti ho fatto. Giacomo, quanto è bello Renzo con questa grafica? Diglielo. Ciao Renzo, innanzitutto. Sì, ti ha fatto una grafica bella veramente. Ciao Alpini, ciao. Sei in doppia foto, quindi si vede su monitor e su telefono, quindi veramente ci è impegnato e
creato una bella grafica dove si ripropone la tua personalità. Bene, allora, caro Renzo, inizierei da te, però prima dammi semplicemente 30 secondi per leggere i risultati del primo turno di eccellenza Romagna. Questi sono stati i risultati di ieri. Football Cavaronco Sampa Imola 3-2, Gambetto La Faenza 3-0, Granamica Tropical Coreano 1-0, Massa Lombarda Castenaso 1-1, Medicina Russi 2-1, Mezzolaro Osteria Grande 1-1, Pietracuta San Pierana 2-0, Reno Sant'Agostino 1-2, Bis Nova Fetia Solarolo 0-3. Poi con Renzo commenteremo anche la gara di Nova Fetia, che ieri era a vederla con me, invece Giacomo, che potrà vedere le immagini in diretta qui da noi del Pietracuta, mi commenterà la gara di Pietracuta. Renzo, mentre mando la classifica, risultati a portata di mano, volevo sapere il tuo primo pensiero, nel senso, ci sono state delle sorprese subito da questa prima giornata, a tuo avviso? No, io penso di no. Io penso che l'unica squadra quest'anno da battere, che io ho seguito attentamente anche sul calciomercato, e poi penso che Alpini sarà d'accordo, io penso che quest'anno il Gambetto è la squadra da battere, mentre invece le altre squadre, vuol dire il Tropical Coreano, lo stesso Nuova Feltria e lo stesso Pietracuta, i loro obiettivi è fare un campionato tranquillo e per cavarsi qualche soddisfazione. È chiaro che ieri a Nuova Feltria non ho visto una grande squadra, soprattutto a centrocampo, però probabilmente tra la prima giornata avrà tutto il modo di rifarsi, però probabilmente deve cambiare rotta. Senti, se io ti faccio subito una domanda a bruciapelo, secondo te è vero che è presto per parlarne? Tu ieri hai già visto con me la partita del Nova Fetia, Giacomo adesso ci commenterà quella del Pietracuta, visto che abbiamo anche il contributo filmato da Pietracuta, ma così, Pietracuta, Nova Feltria, Gambettola, che tu ti sei già espresso, lo stesso Tropical Coreano, potranno ripetere quanto di buono ha fatto vedere in questa stagione lo scorso anno? Non è facile ripetersi sempre la prestazione della passata stagione. L'anno scorso il Pietracuta ha fatto un campionato secondo me oltre le sue possibilità. Il Tropical Coreano ha fatto un grande campionato e Nova Feltria si è salvato all'ultimo partito come erano i loro obiettivi. Non è facile ripetersi come il prossimo campionato, però penso, come ho detto prima, il Gambettola con gli arrivi di Monandi, Peluso e il forte centrale che giocava nel San Marino, secondo il mio modesto parere è la squadra da battere. Sì, sono d'accordo con te, molto forte il Gambettola, però volevo sapere anche il commento del nostro Giacomo Alpini. Giacomo, Renzo si è già espresso, ti porgo anche a te la domanda. È vero che si giocava la prima giornata di campionato, però abbiamo visto anche delle squadre, soprattutto quelle della nostra zona, uscire sconfitte. C'è stata qualche sorpresa a tuo avviso? Sei d'accordo con Renzo? Il Gambettola è favorito? Allora, partiamo dal Gambettola e condivido il pensiero di Renzo. A mio avviso il Gambettola sarà protagonista fino alla fine. Il mercato che ha fatto testimonia che la società sta puntando in alto. Per quello riguarda invece il turno di ieri, io qualche risultato che non me l'aspettavo ce l'ho, nel senso una sconfitta così sonora da parte del Nova Feltria in casa contro la neopromossa Solarolo non me l'aspettavo. È vero che siamo alla prima di campionato, è vero che ieri la giornata è stata molto condizionata dal gran caldo, ma forse mi aspettavo qualcosa di più, anche perché remore di quello che è successo l'anno scorso bisogna partire sempre a 1000 anche alla prima di campionato e quindi cercare di sfruttare il turno casalingo, poi se arriva contro una neopromossa ancora di più. Un altro risultato che a mio avviso non mi aspettavo è la sconfitta del Russi. Anche il Russi è una squadra che ritengo che abbia tutto il potenziale per fare un ottimo campionato. Bisogna valutare adesso, perché l'anno scorso, quando ha capito che non aveva più chance, forse ha mollato un attimino, però è una squadra che in questa categoria c'è da tempo e quindi una squadra di quelle che tutti dicono è una squadra di categoria, quindi la conosce bene e può veramente fare qualcosa in più. E quindi la sconfitta di ieri contro il Medicina Fossatone forse non me l'aspettavo. Poi per il resto direi che sono risultati che ci possono stare tutti.
Sono d'accordo con te, e tanto Renzo tieniti pronto, perché tra poco ti interpellerò per quanto riguarda l'approfondimento sulla partita di Nova Fete, perché il primo contributo filmato è quello inerente alla gara di Nova Fete, ma sentiremo poi anche le interviste del dopo gara. E ribadisco a Giacomo, da te, visto che Renzo non la può vedere, che è collegato con noi telefonicamente, mi farai un piccolo approfondimento sulla partita che abbiamo a disposizione, quella inerente tra Pietracuta e Sampierana. Però prima di parlare di Pietracuta e Sampierana e prima di vedere il servizio Nova Feta, un'altra domanda a bruciapelo per Renzo. Renzo, è vero che era una neopromossa, ma ti aspettavi subito una sconfitta alla prima giornata anche della Sampierana? La Sampierana è come il Salarolo e una squadra, sono neopromosse. È chiaro che probabilmente pagheranno anche l'inesperienza. Chiaro che la Sampierana, la prima sconfitta ottenuti in casa in Coppa Italia proprio dal Nuova Fetria, e poi bisogna dirlo, ieri sul 0-0 la Sampierana ha sbagliato un calcio di rigore. Se il rigore veniva realizzato probabilmente si sarebbe visto un altro risultato. Va benissimo, allora iniziamo subito a vedere i contributi filmati. L'ho già annunciati, la partita a Secchiano tra Nova Feltria e Solarolo, e poi le interviste subito a seguire del nostro Renzo Baldisserri. Questo programma è offerto da... A Nova Fete c'è il soldo dei gialloblu reduci da un ottimo precampionato culminato con la prima vittoria nei test ufficiali in Coppa con la Sampierana. Il Solarolo sale in eccellenza con... Scusate, c'è stato un problema, lo rimandiamo, scusate. Questo programma è offerto da... A Nova Fete c'è il soldo dei gialloblu reduci da un ottimo precampionato culminato con la prima vittoria nei test ufficiali in Coppa con la Sampierana. Il Solarolo sale in eccellenza con una squadra composta da diverse individualità interessanti, tra i quali segnaliamo Rimini, Lanzoni e Amaducci. I gialloblu di casa devono fare a meno dell'infortunato Piva, ma in questa gara perderanno Guerra e Giacobbi, con Castellani costretto a indietreggiare. Arbitra la gara rientri della sezione di Cesena, della stessa sezione Proietto e Gagliardi. Tempo avaro di emozioni, si segnalano due occasioni per i padroni di casa, la prima con Bomber Zuppardo che non inquadra il bersaglio, nella seconda è sempre lui a cercare fortuna con uguale esito. Nel mezzo, al minuto 32, la disperazione di Guerra lungo il box, al rientro deve abbandonare anzitempo il terreno di gioco, la delusione dei difensori in maglia, numero 5, squadre che a questo punto vanno a riposo sullo 0-0. Nella ripresa Nuova Fete deve rinunciare anche a Giacobbi, Costantini deve rivoluzionare la formazione adattando i giocatori fuori ruolo, scende l'intensità e la determinazione della squadra, consentendo agli ospiti le prove del gol. Mongardi in offside colpisce il montante superiore, Bolognesi dalla distanza prova a impensierire Olivieri. Il Nuova Fete crea la sua miglior palla gol con l'asse Pavani Fiat, il difensore Pennella al centro per il colpo di testa numero 17 che si spegne al lato. Qui inizia l'assolo del Solarolo. Castellani perde malamente palla, Rimini sottrae il pallone all'avversario, mette al centro e per Amaducci arriva una comoda marcatura a sigillare davvero una maggior convinzione degli ospiti nel corso di avvio di ripresa. Gli ospiti prendono coraggio, Pancastelli Pennella, pallone che termina sul piede di Lanzoni, Olivieri fa buona guardia. I Nova provano a non farsi schiacciare, Pavani si abbatte alla conclusione, apprezzabile la voglia di cercare la via del gol anche di Evaristi che non riesce ad incidere, incide come Solarolo che segue due azioni fotocopia, Rimini nella prima viene ipnotizzato dall'ottimo Olivieri che tuttavia 30 secondi dopo nulla può quando questa volta il numero 7 inventa lo scavetto che vale gioco, palla ed incontro. 0-2 ospite, apprezzabile la marcatura da parte del numero 7. Gli ospiti dilagano, arrivano al tris con Lanzoni che dinanzi a Olivieri infila il pallone in fondo alla rete. Ad evitare il poker ci pensa Olivieri che interviene perfettamente sul colpo di testa di Franceschini. In pieno recupero c'è anche il tempo per la gomitata del neoentrato Sono nei confronti di Baldinini che vale l'espulsione diretta per il numero 20. La gara termina qui, troppe assenze per il Nuova Fete che dovrà ripartire dal buon primo tempo. Solarolo che invece gioca nella ripresa e si scopre una squadra vincente. Sono in compagnia con Fabrizio Costantini, mister del Nuova Fetria. Una partenza un po' amara. Beh, è stato un primo tempo, diciamo che se siamo avanti noi di 2 gol non rubava niente, poi dopo il secondo tempo causa assenze, infortuni, 2 centrali che si fanno comunque male, dopo la partita è andata come è andata, però purtroppo abbiamo dovuto adattare troppi giocatori nei ruoli, eravamo già purtroppo corti dietro e quello che è successo poi sono fatti male 2 centrali e diciamo che dopo
è andata come è andata. Certo che voglio dire anche gli episodi non ci hanno neanche aiutato, perché comunque voglio dire, perdevamo 1-0, quell'inbreak al 28esimo, una munizione là su un giocatore già ammonito non data in maniera incredibile, che poi dopo le partite cambiano. Il calcio è fatto di episodi, lo sanno tutti, sono partite che equilibrate, poi dopo il secondo tempo è stato, quando siamo andati sotto c'è la foga di recuperare tutto, abbiamo sbagliato anche noi qualcosa, è palese. Mister, siamo partite veramente bene. Sì, era la partenza che potevamo sognare, prima partita in eccellenza per questa società, per la maggior parte dei nostri giocatori e quindi sì, siamo partiti molto bene, anche se non è stato assolutamente così semplice come il risultato può far sembrare, anzi. Diciamo una bella vittoria, a parte i 3 punti, della sua squadra oggi cosa ti è piaciuto di più? Che ha avuto pazienza, perché questa squadra qui nel primo tempo con tanta esperienza, con giocatori veramente di caratura importante, ci aveva messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi, non eravamo stati a sfruttare qualche occasione che l'avevamo sprecata, invece nel secondo tempo ci siamo un po' sciolti e ai ragazzi non posso recriminare quasi niente. Ultima mia domanda, obiettivi? Divertirci e non vogliamo porceli, sarebbe troppo scontato dire che noi qui siamo un po' una mosca bianca in questo campionato e quindi sarebbe troppo scontato dire che l'obiettivo è la salvezza. Noi vogliamo migliorarci e cercare di fare bene, capiremo quanto è il livello di questo campionato, perché comunque l'eccellenza è un livello nettamente più alto rispetto alla promozione. Renzo, sei d'accordo con quello che ti hanno detto i 2 mister in merito alla partita che tu hai visto con me? Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire qualcosa sul quale non sei d'accordo? Prego. Ma io sono d'accordo con il mister del Salarolo, è stato un mister, diciamo, serio, semplice, ha detto le cose giuste, mentre invece probabilmente il mister del Norvegia Costantini, io capisco la sconfitta trovata delle scuse che io non ritengo opportune. Però subito critico. E per quanto riguarda Giacomo, la tua valutazione telegrafico, perché poi andiamo anche sulla partita del Pietracuta. Sicuramente il primo tempo il Nova Feltri ha fatto qualcosa in più, ma aspettavo qualcosa in più anche nel secondo tempo, però in parte posso capire la giustificazione del mister, perché perdere per linee importanti, soprattutto nello stesso reparto, può creare un po' di scompenso, però mi aspetto qualcosa di più da questo Nova Feltri. Sì, sono d'accordo, nel senso che il primo tempo il Nova Feltri ha fatto meglio rispetto al Solarolo, però non è riuscito ad incidere in zona offensiva. Per quanto riguarda la ripresa, complice anche poi l'infortunio a fine primo tempo di Guerra, poi anche l'uscita per stiramento di Giacobbi, non sono più scesi con la brillantezza giusta che avevano nel primo tempo, una partita che magari potevano anche pareggiare, l'hanno persa nettamente. Il Solarolo ha giocato bene, ha fatto un ottimo secondo tempo e ha 3 ragazzi veramente molto interessanti. Io ne ho annotati 3, ma probabilmente ce ne sono anche degli altri, quindi mi scuso con gli amici di Solarolo se magari non ho citato qualcuno, ma ovviamente è la prima volta che li vedevamo in azione nella nostra zona. Ci spostiamo a Pietracuta, dove è arrivata la vittoria all'inglese per i rossoblu. Insomma, non perde l'abitudine alla vittoria la compagine che tanto bene ha fatto lo scorso anno, arrivando oltre ogni misura, ricordiamo, terzo posto finale, che è valso la finalissima anche dei playoff. Pietracuta Sampierana. A Pietracuta la neopromossa Sampierana affronta la rivelazione dello scorso torneo. Cambiano gli uomini protagonisti, ma non certo la magia in casa rossablu. Regolata la resistenza con un risultato all'inglese, nonostante gli ospiti abbiano avuto la grande chance dagli 11 metri sprecata dai ragazzi Federico Barontini. Arbitra la gara Battilani della sezione di Imola, coadiuvato da Testa e Ricci rispettivamente della sezione Ricci e Sene Rimini. La gara, dall'angolo battuto da Sapori, stacco di testa, ci mette una pezza Pungelli dinanzi a Fogliera. La Sampierana in maglia blu replica con l'incursione di Braccini, strattonato in area da Pasolini sotto gli occhi del diretto di gara, che non esita nell'assegnare i penalty. Dagli 11 metri lo stesso Braccini spara alle stelle. Sampierana che cerca di riprendersi con un'incursione proveniente dalla sinistra, attraversando al centro, zampata sotto misura di Petrini, che sfiora così la marcatura. Squadre a riposo sullo 0-0. Nella ripresa gli ospiti partono nuovamente forte, l'appoggio di Pippi Pellorusso, l'ex di turno, sfiora la marcatura.
Entriamo nella zona calda del Pietracuta, Zannone aggancia la sfera in area di rigore, è tempo di girarsi ma mette al lato, dall'angolo il Pietracuta passa, stacco di testa di Fabri, gol sembrerebbe suo ma c'è l'ultimo tocco sotto misura a cura di Matteoni per l'1-0 locale, applausi e abbracci per entrambi i protagonisti del gol. Dall'altra parte dall'angolo Braccini appoggia per Pippi, conclusione del numero 10 respinta dal muro difensivo rossoblù. In contropiede il Pietracuta raddoppia, il neo entrato Contadini ruba tempo e palla all'avversario, involandosi verso la porta di Foyer, il centrocampista con una trottola si dimostra imprendibile, giro perfetto e conclusione che non lascia scampo all'esperto portiere e ospite. La gioia del centrocampista rossoblù, la Sampierana prova quantomeno a trovare il gol della bandiera, ma c'è gloria anche per Forti, il Pietracuta vince, non perde l'abitudine, mentre la Sampierana si dimostra troppo sprecona. Fregnani, tecnico del rossoblù di casa, racchiude così il suo punto di vista a fine gara. Bene, Giacomo, rientriamo in studio anche con te. Volevo sapere il tuo punto di vista su questa partita. La Sampierana che si è divorata l'occasionissima solo 0-0 con un penalty sprecato, però insomma il Pietracuta alla fine nel secondo tempo è stato più cinico a mio modo di vedere, no? Tu come l'hai vista? Sì, io ho visto il Pietracuta che conosce la categoria e la Sampierana che invece deve ancora conoscere la categoria. Ho visto la Sampierana che ha ben figurato, ha avuto la grossa opportunità del rigore, sbagliata, e non è stata l'unica occasione, quindi ha cercato ancora con il gioco e si è creato altre occasioni. Sicuramente il Pietracuta ha avuto magari meno occasioni, però ha avuto una fase realizzativa più alta e quindi si è portato a casa questo 2-0. Questo 2-0 che continua a proseguire sulla strada, quella bellissima strada che abbiamo visto l'anno scorso con quel gran campionato del Pietracuta, e continua in questa direzione. Quindi il Pietracuta, a mio avviso, spero che riesca anche quest'anno a stupire tutti, ma guardando le immagini, sentendo anche le parole di mister Fregnani, per me la Sampierana può veramente confermare questa categoria togliendoci delle belle soddisfazioni. Sono d'accordo con il tuo punto di vista. Andiamo a vedere semplicemente quale sarà il prossimo turno, la seconda giornata di campionato. Ci aiuta adesso la grafica, eccolo qui: Castenaso, Granamica, Faenza, Football Cavaronco, Osteria Grande, Massa Lombarda, Russi, Gambettola, Sant'Agostino, Mezzolara, Sampierana, Nova Fetta, San Paimo, Lareno, Solarolo, Medicina, Tropical Coriano, Pietracuta, che Renzo, se non erro, per via degli impegni dei nazionali sammarinesi sarà rinviata, mi dicevi ieri, giusto? Sì, le voci sono queste, non sono sicuro, però le voci dicono che la gara Coriano e Pietracuta sarà rinviata, data da destinare. E vi chiedo due pronostici per quanto riguarda questo turno di campionato. Qui abbiamo Castenaso, Granamica, Giacomo? 2. Russi, Gambettola, Renzo? 2. Sampierana, Vis Nova Fetta, Giacomo e Renzo? Per me X. Renzo? Io direi un bel pareggio, X anch'io. X, perfetto. Dall'eccellenza romagnola diamo il benvenuto all'eccellenza Marche, perché affrontiamo con te questo argomento, perché c'è da presentare un attimo il campionato che partirà anche questo domenica prossima, lo ricordiamo. Andiamo a vedere però, prima di parlarne,
quello che è successo in Coppa Italia con il contributo filmato della partita K Sport Montecchio Urbino. E poi dopo, Renzo, arrivo da te. A una settimana dallo start del campionato, il K Sport Montecchio riceve allo Spadone il L'Ostico Urbino, gara valida per l'andata delle ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione di Maggi viene sostenuta da un nutrito pubblico che, nonostante la temperatura, non ha voluto mancare all'appuntamento. Direzione di gara affidata a Nigu Santi della sezione di Pesaro, coadiuvato da Baldoni di Tella, entrambi della sezione di Ancona. L'avvio è di marca ospite con il tiro pericoloso di Bardeggia, controllato a terra dall'ottimo Ceretani. Il K Sport Montecchio gioca di classe, ottima la protezione della sfera a cura di Fiorani, che manda in porta Magnanelli. Il numero 11 ha tutto il tempo di avanzare indisturbato. La difesa dell'Urbino si apre concedendo spazio e per poco non viene punita dallo stesso giocatore. Conclusione a fin di palo. Il K Sport Montecchio mostra pazienza, apertura a memoria della squadra di Magiche, che una di queste mette in moto Peroni, movimento da perfetto pescatore da parte del numero 7, difesa ospita a guardare, ma non Alessandroni, che evita il possibile colpo del KO. I padroni di casa si mostrano in palla, le incursioni fanno dannatamente male alla difesa ospite, che viene trafitata dopo un batte di batti. Il pallone viene parzialmente allontanato dall'area di rigore e Baruffi da casa sua trova il pallone che buca i guantoni di Alessandroni e gonfia la rete. Vantaggio meritato per un K Sport bello e convincente, gioia anche per il piccolo Cocciante, classe 2003, altra bella soddisfazione per il club di casa. L'Urbino replica con Bardeggia, traverso al centro, Nobili rischia il lato gol, ma rialzandosi sembra dire tutto calcolato. Se in area non si passa, dalla buona c'è che gode la domenica, pallone che non inquadra lo specchio della porta. Il K Sport Montecchio si diverte quando Di Pollina, classe 2005, dimostra di non sentire temere il caldo, si comprende perché la gioventù può fare la differenza. Il numero 17 percorre tutta la fascia prima di vedere sventare il proprio tentativo in corner. E quando Peroni dall'altra parte non vuole essere da meno del compagno, ecco che il suo traversone insidioso, che chiede dolcemente di spingere quel pallone in fondo alla rete, si spegne sul palo dopo che né Gurini né Fiorani riescono ad arrivare all'appuntamento con i gol. In un pomeriggio quasi perfetto arriva sul finire di prima frazione l'unica sbavatura della squadra di Maggi. Bardeggia pennella per San Giacomo, per Ceretani un sospiro di sollievo in questo caso. Con l'immagine di Mattia Bellucci, da non confondere con Francesco, ex attaccante Napoli e Samp, passiamo alla ripresa, vediamo questo pallone recuperato dall'Urbino, dalla Bona, e Boccioletti gettano la sfera in terra di nessuno purtroppo per loro. Più convincente invece il tiro dalla distanza dalla Bona, che porta il cognome del famoso Sam, come lui dimostra un buon tiro dalla distanza. Ad emularlo ci prova anche Magnanelli dall'altra parte, nulla di fatto. La stanchezza subentra nei giocatori, il tiro dalla distanza sembra essere una buona soluzione, dalla Bona insidia nuovamente la porta difesa da Ceretani, mentre lo stesso centrocampista ci prova anche da calcio piazzato, senza fortuna. Se di tiri insidiosi si parla, non può essere da meno quello di Fiorani, che chiude il cerchio. La gara si conclude con la vittoria del K Sport Montecchio, due squadre che saranno sicure protagoniste del torneo di eccellenza. A questo punto buon campionato ad entrambe. Bene Renzo, allora iniziamo a presentare questo campionato. Intanto io mando la grafica del primo turno. Cosa ci puoi dire per quanto riguarda l'eccellenza marchigiana? Ci sono delle squadre favorite? Io ne so già qualcosa, però lascio a te la parola, vai. Direi che il campionato è molto interessante, forse uno dei più belli degli ultimi anni, anche se è un campionato ricco di polemiche, che adesso non sto a commentare, però onestamente ci sono delle squadre ben assortite. Una è proprio il Real Montecchio Gallo, che ieri ha tenuto nella Coppa Italia con il derby con l'Urbino una bella vittoria importante. Una squadra quasi messa tutta nuova, è arrivato un mister che tutti conosciamo, Giuseppe Maggi, che io reputo un mister fortissimo, un mister vincente, e poi è arrivato anche un forte attaccante come Villanova dal San Marino. Diciamo che il Montecchio sarà certamente una squadra protagonista di questo campionato. È un campionato veramente interessante, mentre invece altre squadre, secondo me, forti, che possono dire la sua, è l'Urbania, con acquisti veramente importanti, tra i quali uno Paoli, che tutti conosciamo, è stato un giocatore anche della Bispero, ha giocato a livelli altissimi. Mentre invece l'altra squadra che io reputo fortissimo, l'ho seguito nel calciomercato, è la Maceratese. Questo secondo me, vuol dire Urbania, Montecchio Gallo e Maceratese, secondo il mio pronostico, secondo il calcio estivo, secondo me sono le favorite.
Chiaro, non mancheranno le sorprese. Anche l'Urbino, anche se ieri è uscito sconfitta nel derby con il Montecchio, secondo me potrebbe essere un altro protagonista. Chiaro che, ho detto prima, ci sono delle polemiche, come vedi la Jesina fa tutto per poter rientrare in eccellenza, e qui l'Alma Juventus Fano è grossa polemica. Proprio domenica all'inizio di campionato c'è proprio lo scontro tra Alma Juventus Fano e Real Montecchio. Sì, che si giocherà a Fermignano se la prefettura darà l'ok. Allora, sono d'accordo con te perché c'è stata una polemica inerente appunto all'ultima formazione da inserire nell'eccellenza tra Fano e Jesina. La Jesina è stata messa nel girone con il Gabice, che tra poco andremo a vedere, e invece il Fano è stato confermato in eccellenza. Tra l'altro i calendari sono usciti solo la scorsa settimana, qualche giorno prima invece sono usciti in promozione marchigiana. È chiaro che è stata un'estate ricca di polemiche. In base al discorso che tu hai detto, altre squadre che secondo me potrebbero essere favorite, ok, l'Urbino e soprattutto l'abbiamo visto ieri all'Opera, abbiamo avuto il piacere di commentarlo anche K Sport Montecchio, metterei il Matelica, la Maceratese, perché la Maceratese ha preso soprattutto Cognini, che è un ex giocatore che io conosco bene, attaccante, che ha fatto le fortune del Campobasso, quindi lì hanno fatto un colpaccio. E poi c'è questo Chiesa Nuova che mi intriga e non poco, quindi io metto queste squadre qui in aggiunta a quello che tu hai detto. Poi non so se vuoi aggiungere tu qualcos'altro. Ma io ancora non sono pienamente d'accordo che se il girone sarà 16 squadre, domani e dopodomani verrà fatta la sentenza tra Fano e Jesina. Io lo voglio buttare là. Probabilmente io presumo che il campionato di eccellenza sia a 17 squadre. Vedremo quello che succederà mediante anche quello che tu ci stai dicendo. Andiamo a vedere semplicemente il turno che riserverà Fano, K Sport Montecchio, come tu hai detto, Mariner Chiesa Nuova, Urbino, Fabiano Cerreto, Montegranaro, Monturano, Matelica, Osimana, San Giustese, Portuali, Tolentino, Montefano, Urbania, Maceratese. Qui solo a leggere i nomi: Maceratese, Tolentino, Matelica, Urbino, Fano. Davvero c'è da sbizzarrirsi. K Sport Montecchio, Fabriano, davvero bellissimo. Ma girone. direi anche un'altra cosa, ma anche l'Anconitana, la neopromossa Portuale Ancona, potrebbe essere anche quella una protagonista, perché veramente ha fatto una grande campagna acquisti. Sì, noi la conosciamo molto bene, visto che l'abbiamo potuta seguire nel campionato di promozione attraverso il Gabice. Bene, dagli amici dell'eccellenza marchigiana ci spostiamo agli amici della promozione marchigiana, perché andiamo a vedere anche il primo turno che vedrà protagonista il Gabice. Poi domenica io e te saremo proprio a Gabice, ci sarà la partita Gabice Gradara, Biagio Nazaro, dunque debutto interno per il Gabice, come ti dicevo in estate, perché negli ultimi 3 anni ho tenuto a mente che il Gabice 3 anni fa aveva esordito in casa, l'anno scorso per l'appunto fuori casa e quest'anno in casa. Jesina Sassoferrato, Marina Sant'Orso, Moia Vallesina Fermignanese, Polisportiva Lunano, Vismara, Tavuglia, Castelfidardo, Unione Pergolese, Ilario Barbara Monserra, Villa San Martino a Pignanese. Prima di parlare del Gabice, anche della partita di Coppa Italia di ieri, Renzo, ti chiedo una presentazione anche di questa promozione marchigiana. Ma anche questo è un campionato interessantissimo, sono molte squadre pesaresi, ci saranno derby interessanti, infatti anche sabato lo giocano, c'è un bellissimo derby tra la neopromossa Lunano e Vismara, ma certamente l'incontro più interessante, forse il più bello, è chiaramente Gabice Gradara, Biagio Nazaro Chiaravalle, anche se ieri il Chiaravalle in Coppa Italia è uscito sconfitto proprio tra le mura amiche ad opera del Marina. Anche questa è una squadra che pretende di fare un ottimo campionato. Io, Renzo, volevo capire da te, appunto, addentrandoci anche dal precampionato che ha fatto il Gabice Gradara e dal pareggio di ieri a Valfoglia con la possibilità di vittoria, perché hanno giocato molto bene i ragazzi di Capobianco. Che campionato dobbiamo aspettarci quest'anno dal Gabice Gradara? Visto che tu hai seguito e parlato spesso col presidente l'intera campagna acquisti, ti chiedo semplicemente, perché poi me l'hanno chiesto anche a me nel programma di Mariotti l'altra sera, se il Gabice farà un campionato da cardiopalma come lo scorso
scorso anno o se sarà un campionato tranquillo, addirittura di vertice. Te lo chiedo a te in base anche alla tua esperienza. Ma io direi che il Gabice quest'anno penso che farà un campionato da vertice, perché sono arrivati giocatori importanti come Dominici, Uomo, Marchetti, giocatori che possono fare la differenza. Probabilmente ho visto la squadra con il Fiorita, ha vinto 3-1, ho visto una buona squadra. Vedendo il Gabice Gradara, secondo il mio modesto parere, manca ancora un difensore per essere una squadra competitiva. Se la società riuscirà a trovare un bel difensore, può fare un ottimo campionato. Anche ieri il pareggio 0-0 ottenuto a Tavuglia, penso che è un risultato che fa morale. Direi che il Gabice quest'anno ha fatto una squadra per poter cavarsi molte soddisfazioni. Sono d'accordo con te. Giacomo, vorrei anche il tuo punto di vista, perché tu da anni segui con particolare simpatia anche il Gabice Gradara. Secondo te, vedendo anche la fiducia, no? Sono ripartiti dal tecnico e comunque ha salvato la squadra a Capobianco, già questo secondo me è un ottimo punto di partenza. Tu come la vedi, Giacomo? No, io volevo proprio partire da questo. Già la conferma del mister dà dei buoni presupposti, vuol dire che lo staff tecnico è apprezzato dalla società e dove si può solo migliorare. Quindi mi aspetto veramente che il Gabice quest'anno faccia vedere qualcosa in più dell'anno scorso e sicuramente lo farà vedere. Però una domanda mi sorge guardando questi ultimi due servizi, queste ultime due categorie marchigiane. Fano e Jesina, che tipo di squadre hanno costruito, visto tutte le polemiche che ci sono state e che ci sono ancora e che non si sa ancora veramente la categoria che stanno facendo? Il Fano non ha costruito, la Jesina ha costruito. In maniera telegrafica, poi se Renzo vuole aggiungere qualcosa lo può aggiungere. No, ti dirò una cosa, la Jesina ha fatto una squadra per poter vincere il campionato di promozione, però come ho detto prima ancora crede anche nel ripescaggio. Comunque con la squadra che ha, la Jesina è pronta anche per fare il campionato di eccellenza. Questo, poi hai un'altra domanda che... No, era una curiosità perché a una settimana dalla partenza non sapere la categoria che va a affrontare, mi domandavo... Il Fano ti faccio un paragone, io sono stato molto telegrafico senza voler offendere nessuno, perché comunque tu conosci, l'anno scorso abbiamo seguito il girone F, vinto dal Campobasso, e sai benissimo i problemi societari che c'erano in quella squadra. Poi io mi ero sentito, tu pensi in estate, prima che iniziasse il campionato dello scorso anno col presidente, perché si vociferava anche che potesse entrare nella società del Rimini, poi lui mi ha subito smentito queste voci, infatti erano solamente voci, e lì mi aveva manifestato già il suo dissenso a rimanere in una città dove per via di origini sue che non erano appartenenti a quelle marchigiane si sentiva diciamo non coccolato, non amato. Vabbè, a prescindere da queste cose qui, se devo dirti in maniera telegrafica com'è la situazione a Fano, non so se hai seguito quella del Taranto tu, ecco, il Taranto ha dovuto fare praticamente con i DS lucchesi, che hanno un'enorme esperienza, la squadra in una settimana, l'ultima settimana di mercato, e sta prendendo ancora degli svincolati. Ha esordito come ha esordito in campionato, e visto che sono andati in Coppa a prendere 6 gol a Benevento, in campionato ha esordito con una sconfitta, poi sabato invece si è rifatto perché ha pareggiato 1-1 con il Latina. Non è detto che il Fano, accelerando i tempi, non possa fare qualcosa, che qui siamo in eccellenza, che attenzione, è un campionato importante, però diciamo che non siamo a livello appunto professionistico come a Taranto, che la situazione lì è decisamente più grave. Scusa Manuele che intervengo, e poi come sai a Fano ci sono grosse polemiche, e poi a Fano è nata un'altra squadra, non si sa di quale categoria partirà, ha dei dirigenti importanti, esatto. C'ha Canistrari, esatto, che è direttore generale, c'ha May che è il presidente della squadra, e poi fino a alcuni giorni fa la natura addirittura era Cornacchini, ma vedendo che non sapeva dove partire, Cornacchini ha dato le dimissioni, è andato a allenarsi il Creia, una squadra di promozione ad un maceratese. Esatto. Per la cronaca, Giacomo, tu te lo ricorderai bene che Cornacchini ha giocato anche nel tuo caro Milan nella stagione 91-92.
Goliador nelle amichevoli estive. Guarda che chicca che ti regalo. Va bene, dai. Dalla promozione, aspetta, l'ultima cosa, Renzo, perché poi chiudiamo la promozione marchigiana e passiamo alla promozione Romagna, perché siamo in chiusura anche di trasmissione dopo con la promozione Romagna, visto che la prima categoria partirà il 15. Renzo, pareggio sul campo del Valfoglia, che ricordiamo si è unito con il Tavuglia, adesso si chiama Tavuglia Valfoglia. È un pareggio importante che serve a far capire davvero la forza del Gabicce Gradana, visto che comunque ieri si è giocato bene, si è rischiato anche l'impresa. Io ho letto alcuni giornali, ho letto gli articoli, ho letto i commenti. Il Gabicce Gradana ha fatto una buona partita, meritava anche di vincere, specialmente nel primo tempo ha avuto delle grandi occasioni, però penso che quest'anno il Gabicce, come ho detto già poc'anzi, penso con la squadra che ha, perché l'ho vista alcune partite amichevoli, c'è un grandissimo centrocampo, e poi con l'arrivo di Dominici, ex Montecchio, e Cuomo, ex Cattolica, possono fare la differenza. E poi nelle sue file ha sempre un giocatore come Costantini. Esatto, ricordiamo anche che comunque dalla prossima settimana inizieremo anche ad avere i primi ospiti per capire un po' tutti i campionati con i diretti protagonisti, quindi questa sera abbiamo voluto fare anche una puntata zero dove siamo noi stessi a presentare al meglio, secondo le nostre potenzialità, i vari campionati, aspettando ancora, ricordiamo ancora che devono partire esattamente la prima categoria, che sarà l'ultima a partire il 15 settembre. Domenica prossima partiranno i campionati dilettantistici nazionali e poi partiranno contemporaneamente anche l'eccellenza e la promozione marchigiana. Adesso ci spostiamo in promozione Romagna per il finale di questa trasmissione. Questi sono stati i risultati della prima giornata: Bellariva Virtus Savignanese 0-3, Cervia United Frugia Sport 3-1, Classe Edelweiss Jolly 1-0, Young Sant'Arcangelo Bacchia Cesenatico 1-1, Sparta Riccione 1-1, Frotta Terme San Pietro Vincoli 1-0, Misano Diegaro 1-0, Stella Collimpopoli 0-1, Verucchio Civitella 0-2. La classifica, ovviamente le squadre che hanno vinto 3 punti, quelle che hanno pareggiato 1 dopo la prima giornata, quelle che hanno perso 0, non potrebbe essere altrimenti. Allora, Giacomo, inizierei da te questa volta. Risultati forse sorprendenti già dalla prima giornata di campionato. Il Diegaro che retrocesso, perde subito sul campo difficile del Misano. Savignanese e Cervia retrocesso invece rispondono subito alla grande. Bene, io le ultime due le vedo come protagoniste di questo campionato, sicuramente Savignanese e Cervia, mentre per quello che riguarda il Diegaro forse manca ancora qualcosa, nel senso che la retrocessione ha portato qualche lato negativo di questa società, quindi si deve ancora ritrovare e mi aspetto che possa solo migliorare quello che per il momento si è visto. Però la sconfitta io non mi ha sorpreso più di tanto. Mi ha sorpreso invece quello che riguarda Young Sant'Arcangelo Bacchia, perché è vero, entrambi hanno fatto una buona campagna acquisti, soprattutto la prima veramente sta puntando in alto, ma il Bacchia non ha sfigurato, anzi ha fatto vedere delle trame di buon gioco e ha messo in grossa difficoltà lo Young Sant'Arcangelo. Quindi il risultato ci può stare, corretto e giusto, però forse ai punti qualcosa in più visto da parte del Bacchia che quando ripartiva ci poteva far male. Renzo, tu Giacomo mi hai già fatto il commento di una partita che hai ripreso, hai visto, e quindi dopo eviterò di chiedertelo mandando in onda semplicemente il tuo contributo filmato, ti ringrazio per questo. Renzo, invece da parte tua rispetto a Giacomo ti chiedo un commento, una presentazione anche di questo campionato. Chi è la favorita a tuo modo di vedere, Renzo? E soprattutto cosa ti aspetti dalle neopromosse, quindi su tutte Riccione e Sant'Arcangelo? Prego, scusami Renzo. Ma io direi che è un campionato, come ho detto già altre volte, è un campionato secondo me interessante, bellissimo. L'unica nota negativa forse la sconfitta del Verucchio, però le due matricole Riccione e Sant'Arcangelo faranno veramente un buon campionato. Adesso dare giudizi è prematuro, non me la sento perché onestamente ci sono molte squadre favorite, ma la mia domanda è questa. Vai. Molto importante, e voglio entrare subito nelle polemiche. Voglio fare la domanda al mio amico Alpino: sei d'accordo che hanno abolito in Romagna gli under?
Bene, questa è una domanda che ogni anno viene fuori o da un lato o dall'altro, nel senso che le regole sugli under è sempre una domanda un po' scomoda per chi la riceve, ma nel caso mio io ti posso dire che spesso lo sento dire, ma io ne sono convinto, se c'è un under forte gioca anche senza la regola. Quindi io spero che però venga mantenuta questa mia affermazione, ma soprattutto venga mantenuta da tutte le squadre. Non sempre così, però questo può portare un campionato magari che può alzare di livello, magari con molte squadre si attrezzano con degli over di categoria superiore e si può vedere qualcosa in più. Però bisogna cercare di incentivare le under, magari non mettendole come regola, ma magari mettendole come primi finali per chi le fa veramente giocare. Bene, allora io direi, poi Giacomo voglio da te anche un commento sul servizio realizzato dalla nostra Mary Mulazzani inerente al Verrucchio. Andiamoci a vedere appunto la partita del Verrucchio e le interviste dopo gara realizzate dalla nostra Mary Mulazzani e poi faremo un commento su questa partita con te, visto che Renzo è collegato telefonicamente e non la può giustamente vedere. È tutto pronto per l'inizio del campionato di promozione Girone D e come prima ospite del Verrucchio arriva il Civitella, guidata da mister Bettini. Il direttore di gara è Riccardo Zaccaria della sezione di Faenza. Subito al sesto, Gregori si smarca e serve Benini dal limite, il cui tiro però termina con i guantoni di Venturini. Al nono ci prova Sebastiani in ripartenza, ma la retroguardia lo atterra. Batterà dal limite Mazzuoli rasoterra per Fratti, ma la conclusione scivola sul fondo. È il 23esimo quando Diop crossa per De Pascalis, peccato Venturini che blocca sicuro. Al 26esimo Sacco serve Fratti, che la gioca Sebastiani sulla corsa. È ottima la posizione, ma uno scontro con Poggi ferma tutto. Poco dopo ancora Diop per Gregori, che sferra in area. Bussi però di testa respinge in corner. Al 36esimo giro palla di Diop. Bastianelli sbaglia in primis ma ribatte per De Pascalis. Conclusione che supera la traversa di poco ed è brivido per il Verrucchio. La ripartenza vede Guido Mei, poi Sebastiani in aria a servire Canini. Respinge la retroguardia del Civitella. Ma al 41esimo Benini si smarca dalla copertura e la filtra per Bastianelli. È alto il pressing, non ci pensa troppo e buca la rete di Venturini. È 1-0 per il Civitella. Si va all'intervallo così, con gli ospiti in vantaggio di un punto. Al quinto della ripresa, Canini crossa in area per Fratti, che però non conclude perché è murato dalla difesa avversaria. Al settimo costruisce ancora Bussi dal basso, trova Fratti e Bastianini. Poi Canini ci prova, ma Vestrucci lo anticipa. È il 21esimo quando Strada cambia gioco con Sebastiani. Si arriva in area, però la confusione rende inevitabile la conclusione sul fondo. Al 28esimo continua ancora Bernardi il pressing insieme a Sacchini. Cercano insieme Fratti, che però viene atterrato. La punizione che segue è battuta contro la barriera. Dunque si partirà con un corner. Allo scoccare del 35esimo però arriva il raddoppio sempre in ripartenza. De Pascalis solo con Guido Mei, di cui supera la scivolata e colpisce sul primo palo, bucando la rete con il 2-0 del match. Civitella ancora in vantaggio. Trascina la squadra Mazzuoli fino all'ultimo, ma con i 3 fischi il Civitella porta a casa i 3 punti. I ragazzi di mister Mancini non trovano incisività durante la partita. A seguire ci sarà l'appuntamento in casa del Riccione 1928. È stata una partita delicata. Che cosa pensa che è mancato anche semplicemente per la conquista di un punto unico?
No, abbiamo commesso troppi errori e dopo li abbiamo pagati tutti, perché sul piano del gioco siamo andati anche abbastanza bene, li avevamo messi abbastanza in difficoltà, abbiamo tenuto il palleggio, però gli abbiamo fatto troppo male e poi con 2 errori, 2 ripartenze ci hanno fatto i 2 gol e si sono portati a casa il risultato. Mister, possibile che magari a voi sia mancata un po' di concretezza in area, che sia mancata magari quella spintarella in più nel gol, soprattutto nel momento del tiro in porta? No, sicuro, perché alla fine abbiamo creato anche pochi tiri in porta e poche occasioni per il volume di gioco. Siamo arrivati alle 3/4 una valanga di volte, siamo arrivati vicino all'area un sacco di volte e poi siamo sempre stati chiusi. Abbiamo attaccato in maniera un po' troppo lenta sicuramente, però il vero problema è che queste partite poi non facendo errori anche prendere un punto, invece siamo stati molto ingenui. Questo speriamo serva da lezione, però partire così non è bello. Sappiamo dove dobbiamo lavorare, cosa dobbiamo migliorare, speriamo di riuscirci, perché qui quest'anno le squadre sono tutte loro erano una squadra molto concreta, calciavano palloni, sono molto bravi nella fase difensiva e noi non siamo riusciti per niente, gli abbiamo fatto il solletico praticamente. Ma su cosa vuole andare a lavorare, se già lo sa, in settimana per arrivare pronti alla prossima partita? Ma entrambe le fasi, perché sia nel recupero della palla sia all'attacco agli spazi, perché eravamo in fase di possesso, arrivavamo bene vicino, poi però ci chiudevano troppo vicino all'area, quindi eravamo molto lenti, quindi dobbiamo essere più compatti, soprattutto quando abbiamo la palla, dobbiamo muoverci di più in maniera più armonica senza palla, quindi questo sarà per il proseguo del campionato. È la prima partita, brucia partire così, il problema è che adesso ci dobbiamo mettere a posto, perché la squadra è composta da tantissimi giovani e soprattutto tantissimi giocatori che non hanno mai fatto la categoria e tantissimi giocatori nuovi, quindi partiamo un passo più indietro, speriamo di prendere la rincorsa e fare un filotto prima possibile, ecco. Bene, Giacomo, rientriamo in studio, ringraziamo la nostra Mary Munazzani. Allora, il tuo punto di vista, perché Verrucchio esordisce così, ma è una squadra assolutamente importante, esperienza di Mancini, esperienza di tanti giocatori, qualità, e poi Verrucchio anche prima dell'inizio del campionato ha ufficializzato anche un altro colpo, quindi è una squadra che dovrà ritagliarsi un ruolo importante. Mi aspetto molte cose quest'anno dal Verrucchio. Tu come la vedi, Giacomo? Io penso che ce lo aspettano in molti, soprattutto a Verrucchio, perché la campagna acquisti è stata importante, come dicevi tu, e quindi sicuramente ci si aspetta qualcosa in più. Adesso nella partita di ieri l'ho vista poca lucidità davanti nella fase offensiva, si arrivava sulla 3/4 e poi c'era molta confusione, forse si cerca un po' troppo Fratti che gioca di sponda, forse bisogna cercare di andare più in velocità, e però bisogna anche curare la parte difensiva. I 2 gol sono arrivati da 2 contropiedi, però gli uomini avevano strada libera, quindi sicuramente non era posizionata bene la difesa, quindi come diceva mister Mancini, in settimana deve lavorare sia la fase offensiva sia la fase difensiva, perché ci si aspetta veramente qualcosa di più da questo Verrucchio. Renzo, con Fratti è tutto più facile in questa categoria, anche perché conosciamo il bomber di Verrucchio, tutto quanto, quest'anno gioca in casa sua, a casa sua, quindi da lui c'è da aspettarsi tanto, no Renzo? Sì, chiaro che Fratti è un giocatore che tutti conosciamo, chiaro che ieri il Verrucchio forse ha imbattuto una giornata negativa, però secondo me con la campagna acquisti che ha fatto e con l'ultimo acquisto che è arrivato, che arriverà, penso che il Verrucchio ha tutte le carte in regola per poter rifarsi e per essere protagonista di questo campionato, secondo me, insieme al Misano, che secondo me è una delle favorite di questo campionato. Assolutamente d'accordo. Bene, concludiamo questa puntata andando a vedere anche l'ultimo firmato, quello che riguarda il pareggio tra il Sant'Arcangelo e Bacchiacce Senatico, realizzato proprio dal nostro servizio realizzato proprio dal nostro Giacomo Alpino.
Sant'Arcangelo i gialloblu debuttano nel nuovo campionato di promozione. Dopo la stagione passata l'entusiasmo continua a contraddistinguere la band di bianchi. Al Mazzola arriva il Bacchia Cesenatico, squadra che vuole sorprendere puntando a un campionato di qualità. Del resto i nomi stanno lì a dimostrarlo. Viene fuori al Mazzola una partita molto avvincente, ricca di azioni da una parte e dall'altra. Direzione di gara affidata alla signora Ferini della sezione di Cesena, coadiuvata a Zampaglione della stessa sezione e la Torre della sezione di Rimini. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini ci spostiamo già al primo minuto del match, rimessa di Nava, girata dall'ex Nuova Fetta Collini, pallone che si alza sopra la traversa. Il Sant'Arcangelo replica con il traversone di Sorrentino deviato di testa da Cecconi, pallone al lato. Sant'Arcangelo che ci riprova con Bassoni che appoggia per Zaghini, conclusione del numero 4 bloccato in 2 tempi da Barducci. Da registrare l'azione del gol del Bacchia, movimento in area di Seid, sfera appoggiata in favore di Fiaschini che accarezza il pallone quel tanto che basta per mandare in rete il compagno Collini. 0-1 per la compagine allenata da Benedettini. La partita continua a regalare spunti interessanti. Il traversone di Galassi viene sventato in corner da Barducci. Dall'angolo Rocchi appoggia la sfera di testa tra i guantoni dello stesso portiere. Il pareggio è nell'area. Il tiro di Vucai viene strozzato dalla difesa ospite, ma non basta perché Sorrentino ben appostato raccoglie il pallone scaricandolo alle spalle di Barducci per l'1-1. Vucai poco dopo tenta l'effetto sorpresa, Barducci blocca. Ad inizio riprese Fiaschini a provare la via del gol, lo stesso numero 10 si ripete da calcio piazzato, chiamando Isa a una spettacolare parata, replay meritato per l'ex Torconca, Nuova Felti e Pietracuta. Si rivede il Sant'Arcangelo e il gentile omaggio offerto a Cecconi non viene tramutato in rete dallo stesso attaccante. Galassi mette troppa foga al momento della conclusione e quando Ferrani scodella questo pallone per Veleno Lorenzini il sorpasso sembra cosa fatta, ma il centravanti spreca una delle poche opportunità avute in questo match. Il finale è di marca giallo-blu, la punizione di Sorrentino viene respinta non senza affanni da Barducci, mentre la conclusione del neoentrato Drudi chiude l'ostilità. 1-1 in finale, frutto di una gara piacevole e divertente. Allora, ecco qui, Giacomo, a leggere i nomi delle distinte da una parte e dall'altra, qui c'è solo da divertirsi in questo campionato per tutte e due le formazioni. Collini leggevo, Fiaschini, Lorenzini per i Bacchia Cesenatico, solo per citarne 3, Sant'Arcangelo, Sorrentino, Zaghini stesso, cioè tanta qualità. Maioli, no, sicuramente. 2 formazioni che, come dicevo prima, per me saranno protagoniste. Ma la partita di ieri, malgrado il grande caldo, è stata piacevole, ci sono state molte occasioni, entrambe le formazioni hanno tentato di conquistare la vittoria, quindi ci sono state azioni importanti, anche se, come dicevo prima, il Bacchia a me è piaciuto in maniera particolare anche per la qualità di gioco a centrocampo, quindi il palleggio che avevano è rappresentato anche dal gol che hanno fatto, è stato veramente piacevole. Però a mio avviso veramente le vedremo fino alla fine protagoniste queste 2 squadre. Questo è il prossimo turno: Bacchia Cesenatico Cervia, Calcio Folimpopoli Bellariva, Civitella Fratta, Digaroio Sant'Arcangelo, Edwards Jolly Stella, Frugia Sport Sparta Castel Bolognese, Riccione Verucchio, San Pietro in Vincoli Classe Savignanese Misano. Renzo, Savignanese Misano 1x2. E direi 2. Riccione Verucchio, Renzo 1x2. 1. Giacomo, Diegaro Sant'Arcangelo 1x2. 2. Bacchia Cesenatico Cervia, Giacomo 1x2. X. Terminiamo qui, penso di aver scelto le gare migliori che ci sono nel prossimo turno di campionato per quanto riguarda la promozione. Ricordiamo solo che la Serie D, girone nazionale, i 2 gironi che poi noi seguiremo dal vivo, girone D, girone F, inizierà domenica prossima. La prima categoria il 15 settembre, domenica prossima partiranno anche i campionati di eccellenza e promozione marchigiana. Ringrazio Renzo Baldisserri che è stato qui tra noi questa sera. Grazie Renzo. Ciao a tutti, buonasera, ciao Alpini, buonanotte. Buonanotte, ciao, grazie. Renzo, ciao. Grazie Renzo. Ciao. E buonanotte anche a te, caro Giacomo Alpini, a risentirci ai prossimi appuntamenti. Grazie come sempre anche per i tuoi contributi filmati. Grazie Giacomo. Grazie a te, ciao a tutti. Bene, allora io vi do appuntamento a lunedì prossimo a partire dalle ore 19.45, ma prima vi ricordo che andremo in onda domani sera alle 19.10 con il TG Sport e poi venerdì sera alle 19.45 con Anteprima Sport Up. Grazie ancora da Daniele Emanuelli, buon proseguimento di serata a tutti voi. Grazie ancora.
Da oltre 20 anni Agrimarket collabora con numerose società sportive del territorio per una corretta gestione e manutenzione di campi da calcio. Offre servizi di rigenerazione del manto erboso attraverso interventi di arieggiatura, scarificatura, carotatura, sabbiatura o top dressing, trasemina, concimazione, diserbi selettivi foglia larga. Esegue inoltre all'occorrenza trattamenti curativi anticrittogamici sul tappeto erboso con l'impiego di prodotti specifici distribuiti con idonei mezzi meccanici nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza. Agrimarket è la soluzione ideale per il tuo verde sportivo. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. A Marebello di Rimini esiste un angolo blu dove assaporare piatti della cucina tedesca e italiana accompagnati dall'ottima birra Ainger, un'esclusiva del nostro locale solo per veri intenditori. Materie prime prelevate direttamente da noi in Germania per un menù puramente bavarese accompagnato dalla cucina nostrana che garantisce ampia scelta e selezione tra pizza, pesce, carne, primi con pasta fatta in casa e tanti dolci. Mangiare è un piacere, scegliere è un vantaggio, gustare è un dovere. Tutto questo è l'angolo blu. Alla vostra! Ciao, sono Riccardo, il titolare della Mili Giocattoli, un'azienda presente sul territorio di Rimini Miramare da oltre 32 anni. Trattiamo una vasta gamma di articoli, oltre 20.000 referenze, bomboniera, articolo da regalo, articolo per la casa, giocattolo, per le feste e i party di tutti i tipi e anche un po' di bassa profumeria. E siamo un'azienda completa, abbiamo sia in grosso che dettaglio e vi aspettiamo numerosi. Vi aspettiamo, mi raccomando, guardate bene i nostri orari di apertura. Distinguiti da tutti gli altri hotel e abbandona la classica tapparella o la tenda veneziana. È il momento di passare alla rivoluzione della praticità e dell'estetica delle tende oscuranti per hotel di sonno velato. Inoltre consulta i nostri prodotti, cuscini, topper, letti a castello, reti, materassi, lenzuola, federe, coprimaterasso, copriletto, trapunte, tovagliato antimacchia e antistiro, tentaggi ignifughi, porta in opera, spugni e trizze asciugamani. Tutto questo è sonno velato, la soluzione ad ogni tuo comfort. A 2 passi dal mare, all'insegna del divertimento, nasce Sportland Travel Tour Operator, l'emozione di una vacanza sportiva. A Cattolica ti aspetta una struttura all'avanguardia dotata di vari campi e spazi relax, ideale per la realizzazione di tornei sportivi, tra cui calcio giovanile, seniores, padel, ma anche per le tue vacanze, ritiri sportivi ed eventi aziendali. La presenza delle giovanili del Milan testimonia l'efficienza dell'azienda. Che aspetti? Prova anche tu l'emozione di una vacanza sportiva. Il tempo per noi è una garanzia. Passano gli anni, la società si evolve, tutto cambia, ma Conad Euromarket resta fedele e continua ad accompagnarti nelle tue esigenze e a soddisfare i tuoi bisogni. Nel nostro percorso non troverai solo prodotti di qualità, c'è molto di più sui nostri scaffali e sui nostri banchi, sorrisi, gentilezza, ascolto, disponibilità e professionalità. A Rimini trovi i nostri punti vendita Conad, Today e City. In via Castelfidardo, Cappellini, Coletti, Serpieri, Euromarket Rimini, una grande famiglia sempre al tuo servizio. Ehi
Ehi capitano, è tempo di ammainare le vele. Sul porto di Gabice Mare ci aspetta Te lo dirò, il ristorante specializzato in aperitivi, insalate, bruschette al metro, hamburger, antipasti, primi e secondi di mare. Dal mare alla terra, assaporando idee di pranzo, cene e dopo cene. Ad attenderti famosi aperitivi a base di finger food, vasta selezione di birre artigianali e vini di qualità, accompagnati da prodotti bio alternativi a rendere l'atmosfera e la sosta ancora più uniche. Mamma mia che bontà! Non lasciare che siano gli altri a dirtelo, mangia, bevi e divertiti, per forza Te lo dirò, come al mare, come a casa. Da oltre 20 anni Agrimarket collabora con numerose società sportive del territorio per una corretta gestione e manutenzione di campi da calcio. Offre servizi di rigenerazione del manto erboso attraverso interventi di arieggiatura, scarificatura, carotatura, sabbiatura o top dressing, trasemina, concimazione, diserbi selettivi foglia larga. Esegue inoltre all'occorrenza trattamenti curativi anticrittogamici sul tappeto erboso con l'impiego di prodotti specifici distribuiti con idonei mezzi meccanici nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza. Agrimarket è la soluzione ideale per il tuo verde sportivo.